parte anche questa mattina, partiamo con le letterine di Natale, guardate quante ne sono arrivate ieri al Banco Solidale, tutte persone che vengono a ritirare la borsa, la spesa, i vestiti, abbiamo fatto i regali di Natale per le famiglie, è stato bellissimo, è arrivato il pellet, poi avremo anche il già senatore Vallardi che gentilmente ce lo ha concesso. Allora, vestiti, scarpe, giochi, di tutto e di più, anche un computer quest'anno, grazie, grazie e buon Natale. E questo è uno, perché arriva di tutto al Banco Solidale. Leggiamo un altro, se no andiamo a Pasqua a leggere ancora tutte le letterine. Allora vediamo questo, un sereno Natale di un anno nuovo ricco di buone notizie e goditi momenti di gioia con tutta la famiglia. Auguri a tutti la comunità, buone feste, poveretti. Grazie, allora 2 biglietti anche stamattina li abbiamo letti, mettiamo qua, adesso presento subito gli ospiti graditissimi, abbiamo Maurizio Antonini, direttore CIA Veneto, Confederazione Italiana Agricoltori, e abbiamo anche la dottoressa Maria Letizia Ruello, attivista ultima generazione. Buongiorno, buongiorno, che piacere rivedervi, buongiorno. Allora io partirei proprio dalla dottoressa Maria Letizia Ruello, attivista ultima generazione, per capire chi è questa ultima generazione, cosa stanno facendo, che futuro avrà questa ultima generazione, perché vede, dottoressa, io sto cercando tutte le mattine di difendere i giovani. E come faccio? Portando l'esempio dei buoni esempi, quelli che danno il buon esempio, delle volte anche che scendono nelle piazze anche al posto nostro, per cercare di far capire che c'è qualcosa che non va, che il futuro è anche loro, che hanno il diritto di dire quello che penso. A volte anche con proteste che molti riescono a capire perché imbrattano, perché vandalizzano, alcuni dicono no, potrebbero farlo a casa loro. Ecco, spieghiamo invece com'è la situazione. Ecco, perché sta parlando una mamma oltretutto di una figlia che fa parte di questa ultima generazione. Prego, dottoressa. Mirella, grazie, buongiorno. Ultima generazione. Ma ce ne sono tante di ultime generazioni che possono fare qualcosa. Non ci sono solo le ultime generazioni di figlie, ci sono anche le ultime generazioni di madri e di nonne, perché ormai a 66 anni si è potenzialmente nonne. Ok? E quindi c'è motivo di preoccuparsi e di attivarsi, agire per tutte le ultime generazioni, anche le ultime generazioni di madri e di nonne. E non è solo perché sono preoccupata per il futuro di mia figlia e di una potenziale nipote, ok? Ma anche del mio. Vogliamo incrociare le dita e dire che potrei avere altri 20 anni da vivere? E allora, tra 20 anni, se non si prendono immediatamente le misure di protezione delle persone, delle comunità, dell'ambiente, che vita mi aspetterà quando ormai ultra ottantenne, debole, con necessità di sanità, di cure, mi troverò in una comunità attorno a me, in una città, in una regione, in un'Italia impoverita, perché lo vediamo che ci stiamo impoverendo e che il clima attorno a noi è sempre più difficile da vivere, estati assurde. Dove scappo io? Dove scappo io? Ecco che cosa è ultima generazione. Sono persone di tutte le età che si organizzano per difendersi. Grazie veramente, dottoressa Ruello, per le parole che ha speso, perché tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte, lo diciamo tutte le mattine, fare comunità, aiutarci, avere il coraggio di dire no, perché è questo l'importante, avere il coraggio di dire anche dei no, come fa la Mirella purtroppo. Sai, io l'ho detto in Veneto, dottoressa Ruello, che non mi metto i 5 schei da mona, diciamo così in Veneto, dottoressa, in tasca.
proprio non ce la faccio, anche perché avrei le tasche piene, sono convinta che avrei le tasche piene, perciò non ho iniziato a mettermi mai i 5 skei da mona, ho sempre detto quello che pensavo, quello che vedevo, cercando di far capire che mi battevo per qualcosa di importante, che era aiutare le fragilità, e questo dà molto fastidio. Dà fastidio perché le fragilità hanno un problema, devi rispondere alle fragilità, devi confrontarti, e l'obiettivo non è quello di aiutare le fragilità, l'obiettivo è qualcos'altro, perciò tu dai fastidio nel momento che entri in questi uffici, che bussi a queste porte. Ne è l'esempio anche la provincia di Treviso, dove faccio fatica a far arrivare le macchine per caricare il pellet. Ecco, anche il presidente è in difficoltà perché non riesce come parare questi colpi, ma è un ente pubblico, penso che non ci sia niente di male a far entrare queste povere persone, magari col vicino, che vengono a caricare questi sacchi di pellet, oppure sotto la pioggia, perché è un percorso anche lunghetto, con borse pesantissime, perché abbiamo della spesa molto importante, c'è l'olio, lo zucchero, la pasta. E capite, qualcuno non sente, perché abbiamo i cappetti, qualcuno che si sente cappetto, e possono essere delle persone che veramente si potrebbero fermare in poco tempo, però capisce bene che la fragilità dà fastidio, non voglio vedere, non voglio sentire. Sentiamo cosa ne pensa invece il direttore della CIA Veneto Confederazione Italiana Agricoltori, Maurizio Antonini. Dottor Antonini, ecco, parliamo di tante cose, ma anche voi toccate con mano le fragilità, perché veramente è un momento molto particolare anche per gli agricoltori, è un momento veramente che qualcuno dovrà capire che chi lavora ha diritto di essere pagato, questa filiera lunghissima, poveretti, tanta fatica, non hanno ferie, non fanno Natale, Pasqua, sempre al lavoro, eppure alla fine sono quelli che ricevono meno di tutti, e invece l'ultimo che vende è quello che guadagna di più. Questa filiera, com'è, dottor Antonini? Come la vede lei questa filiera? Sarebbe da accorciare? Sarebbe veramente da pagare chi che lavora? Ce lo dica, dottore, siamo in stato confusionale. Prego. Grazie Mirella, grazie a voi di darci questa possibilità di gridare questo grosso allarme che c'è nel mondo dell'agricoltura. Guardi, basti pensare che 10 anni fa nel Veneto c'erano 120.000 aziende agricole, oggi siamo a 67.000 aziende agricole. È una situazione di difficoltà, e quindi è una situazione in cui le aziende chiudono sempre di più. Allora ci domandiamo il perché. Ma è ovvio, è naturale il perché manca la redditività delle aziende agricole. E la redditività non può non passare per la valorizzazione dei nostri prodotti. E allora vede, l'azienda agricola non produce solo prodotti sani e qualitativamente elevati, ma l'azienda agricola è tutore del territorio, è custode del territorio. L'azienda agricola dà la possibilità di avere questi bei paesaggi che noi ammiriamo il sabato e la domenica, magari andando via in bicicletta o facendo le nostre scampagnate, ma usufruisce anche sull'ambiente. Quindi l'agricoltura e soprattutto gli agricoltori oggi svolgono queste funzioni che, come dicevano prima, è anche funzione sociale. Ma ci viene riconosciuto questo? No, non ci viene riconosciuto, perché tutto quanto questo sembra che sia tutto dovuto, invece è poco dovuto. Pensa lei, Mirella, che fatto 100 il valore finale che andiamo a comprare il nostro prodotto nel supermercato, solo il 13% va agli agricoltori di quel prodotto, di quel valore finale. E allora su questo si deve intervenire. Ma chi deve intervenire? Ovviamente deve intervenire il Ministero, deve intervenire il governo centrale, deve intervenire in maniera concreta. E qual è la proposta di CIA, ma anche delle altre organizzazioni agricole su questo? Di dare un valore certo agli agricoltori. Cioè, se io spendo 10 euro, ipotesi, per produrre un quintale di un prodotto, e se le spendo certificandoli, almeno che ci vengano riconosciuti quei 10 euro. Oggi non è così, noi vendiamo sotto costo, e quindi su questo è il grosso problema che noi oggi abbiamo, e che noi dobbiamo con forza e determinazione, ma non solo il mondo dell'agricoltura, tutti dobbiamo dire quello che pensiamo su questo, ma soprattutto dobbiamo valorizzare gli agricoltori e valorizzare i nostri prodotti.
La ringrazio, dottor Antonini, perché è proprio vero, se perdiamo questa realtà chi mangia, cosa mangiamo? Perché dobbiamo pensare a queste cose, perché se non c'è chi semina, chi raccoglie, ecco, veramente quel lavoro enorme che voi non avete idea. Guardate, io ho una famiglia, dottor Antonini, composta da 5 ragazzi maschi, tutti maschi, il papà è morto purtroppo 2 anni fa e c'è questa mamma, e mi aiutano un po' negli orti sociali e allora vado a trovarli e gli porto ogni tanto un pacco di biscotti, un panettone adesso con le feste, li ringrazio e quando li guardo sono ragazzi giovani, tutti ragazzi giovani, tutti sporchi, pieni di fango, adesso c'è la raccolta del radicchio. E io li guardo questi ragazzi e dico guarda che esempi abbiamo nel Veneto e ci fanno vedere in continuazione le baby gang, questi 4 bulletti da strappazzo che basterebbe prenderli un po' nella maniera giusta e fermarli, invece nessuno, perché purtroppo abbiamo anche le leggi contro, tutelano più loro che quello che viene aggredito. E guardo questi ragazzi e dico ragazzi ma allora cosa fate voi domenica, sabato? Mirella sorride un po'. Lavoriamo Mirella. Come lavorate sempre? Ma dai, perché dovete... Mirella, perché questo è un lavoro fatto così, ma lo facciamo volentieri, sai. È il nostro lavoro, così ci ha insegnato il nostro papà e la nostra mamma. Se siamo diventati grandi è merito anche di questo lavoro. Capisce, dottor Antonini, che quando sento queste cose mi vengono i brividi? E lei l'ha confermato. Queste persone che lavorano dalla sera alla mattina per prendere pochissimo e poi troviamo dei costi pazzeschi. Ma perché lei ha detto il Ministero? Ma voi vi fate sentire? Voi sapete quale sarebbe il percorso da prendere, ma perché non vi ascoltano? Ma perché se c'è sempre qualcuno che non ascolta i bisogni del territorio, la manodopera, l'operaio, dottor Antonini, che è l'ultimo della classe ed è quello che fa veramente grande e fa andare avanti l'azienda. Ma capite che non ci sto più, no? Bisogna anche iniziare a dire basta, a far rumore, dottor Antonini, perché questi ci stanno prendendo in giro. Ha sentito che va tutto bene? Io ho gli addetti ai lavori, quelli competenti, gli esperti, e dicono guardate che il 2025 non è veramente, fa tremare un po' i polsi. Capisce che quelli che parlano, che sanno, la dicono veramente contrario a quello che invece vogliono far vedere. Ma cosa vuoi far vedere se gli esperti dicono che non va bene? Dottor Antonini? Ma sono d'accordo con lei, Mirella. Il fatto è che noi ci siamo battuti per la legge, che le pratiche sleali, la legge c'è, si deve intervenire su questo, ma in che maniera? Applicando la legge. Oggi vi è la necessità di applicare quella legge che dà la possibilità agli agricoltori di percepire almeno il valore del costo del prodotto che loro producono. Questo è il punto, perché qui stiamo parlando sempre di prodotto, ma non valorizziamo poi il grosso lavoro, come l'ha detto lei, degli agricoltori che fanno sul territorio, sull'ambiente, sulle disastri che poi succedono, perché poi si parla dell'abbandono della montagna. Sì, ho capito mica che è l'abbandono della montagna, dopodiché tutta l'acqua che viene succede quello che sta succedendo. E il motivo è proprio questo. Noi dobbiamo invece valorizzare gli agricoltori, valorizzare queste persone che sono nel territorio, che non producono solo, ma svolgono un ruolo importantissimo, sociale e determinante anche per tutta la comunità, e questo non ci viene riconosciuto. Allora, quando si parla di valorizzare le aree interne, le aree in cui c'è la difficoltà anche della semplice farmacia, che devo fare 25 km se andiamo in montagna, andare a prendere un farmaco particolare, ecco, su quello si deve intervenire, quindi su quello si deve intervenire a livello ministeriale e ovviamente anche a livello regionale. E questo è il punto che noi con forza e determinazione determiniamo. Poi qui dobbiamo anche raccontarci la questione com'è dopo effettivamente, perché poi alla fine noi dobbiamo creare quelle condizioni di mettere insieme i consumatori e di far capire ai consumatori che quando vanno nei discount o vanno nei supermercati, devono guardare bene l'etichetta, devono avere la possibilità di acquistare i nostri prodotti del Veneto, prodotti dei nostri agricoltori, perché facendo così si fa anche così filiera, si dà questa possibilità ai nostri agricoltori di vendere il loro prodotto, e quindi anche per questo noi chiediamo che ci siano anche elementi determinanti per i consumatori per la regolarizzazione anche dell'etichettatura, perché io quando voglio andare a prendere un prodotto
prodotto, io devo sapere da chi è stato prodotto e come è stato prodotto. Invece oggi c'è scritto solo non dove è stato trasformato, ma il prodotto da dove viene. Questo è il punto. Noi chiediamo anche questo, che ci sia una rivisitazione dell'etichettatura per valorizzare i nostri prodotti e soprattutto i prodotti nostri del Veneto. Grazie veramente, dottor Antonini, per dire quella che è la realtà che noi non conosciamo, che non leggiamo. I soldi sono pochi nelle tasche, dottor Antonini, e la gente riesce a prendere quello che riesce a prendere, fanno fatica. Ecco, io penso che noi siamo anche fortunati, dottor Antonini, perché viviamo in una zona dove puoi trovare il prodotto a chilometro zero, ma penso nelle grandi città. Avete visto le code che fanno per prendere la mensa, la borsa della spesa, queste persone che non riescono neppure ad avere il chilometro zero, dove vanno ad acquistare. Ma guardate che ci sono delle realtà che non vi fanno vedere, ma sono veramente da brivido. Questa Italia che potrebbe volare proprio anche per morfologicamente come è situata, e invece guardate come siamo presi, guardate cosa dice anche il dottor Antonini. Avete sentito aziende che hanno chiuso, ma se non lo dice il dottor Antonini, non è che questa cosa sia evidenziata, che ci sia qualcuno che dice ma bisogna veramente pensare qualcosa. Io penso, vede dottor Antonini, che cito sempre la squadra di calcio, quando la squadra va male si cambia l'allenatore perché c'è qualcosa che non va. Qui dobbiamo iniziare anche a cambiare gli allenatori, dottor Antonini, perché sennò non ce la faremo. Non è possibile dire sempre bravi perché secondo te è bravo. No, dovete anche ascoltare le persone che io ospito, cosa dicono, perché quando qualcosa non va c'è sempre un qualcuno che è la colpa di qualcuno. Possono sempre passare il cerino a qualcun altro. Ci sarà pure qualcuno, lei ha parlato del Ministero dell'Agricoltura. Cosa fa il Ministero dell'Agricoltura? Cosa ha fatto? La trasparenza, ma possiamo anche andare a vedere anche prima, chi dopo, ma capire la trasparenza di chi veramente non risolve i problemi che abbiamo e di questi agricoltori con i loro rappresentanti. Perché io sono convinta, dottor Antonini, che anche voi, anche lei in particolare, non sapete i 5 schei da Moni in Scarsea quando partecipa a questi tavoli di concertazioni, stati generali. Il problema è che bisogna veramente fare rumore perché siamo stanchi. Guardi, io ieri ho avuto il Banco Solidale aperto e le dico veramente è una roba vergognosa vedere queste famiglie che, come dico le mattine, 2 stipendi non ce la fanno, dottor Antonini, non ce la fanno, ma ci rendiamo conto e poi si sente che vogliono aumentare stipendi parlamentari, cioè delle cose veramente inaudito. Ci vuole anche coraggio, perché poi queste cose vengono fuori e lo sanno, ma chi se ne frega. Intanto tento di avere questo e poi si vedrà. Tanto il mondo di Bauchi, che saremo noi, pensano loro però, dottor Antonini, pensano loro però. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda le persone anziane. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda le persone anziane non serve più ed è come scarpe vecchie, le butta via. Una volta delle scarpe vecchie gli infurava le spillette, adesso si butta via tutto. Non si ne accorge che con i vecchi, quando non sarà più i vecchi, gli teniva tutto, perché si giovani da un futuro, vi avremmo fatto noi altri con il nostro sacrificio e purtroppo è così, ma un vecchio ha da avere gli stessi diritti, ha da vivere tranquillo, anche se il mondo ha importanza, mi so vecchio, però voglio vivere, voglio avere cure, voglio avere, finché duro va bene, ma io la stanno Dio. E dopo, quanto riguarda l'agricoltura, non è tutta uguale, perché gli agricoltori che ha presi da 100.000 euro di 100.000 e gli agricoltori che ha il Bail e a Cariola. Quello che rovina l'agricoltura, le grandi industrie, i supermercati, perché è la roba, un fruttoriolo che va al mercato ogni giorno, si alza alle 3 della mattina se vuol trovare a Roma. È un sacrificio, vergi e sera al banco al mercato, non c'è un banco in maschera. È contadino stesso, è il supermercato, è il prezzo, io fai i supermercati, è grande distribuzione, gli euro che rovina hai fatto, perché gli compra tutto,
li compra tutti, lo compra ancora prima che nasca, una volta che era il mercato e che era una contrattazione, e il prezzo lo faceva a mente che era, se era 10 quintali di roba era un prezzo, se ne aveva 100 e ne aveva un altro perché cava, dall'offerta va bene. E adesso invece i supermercati bloccano tutto perché chi compra tutto loro, ma gli vanno a calmierare i prezzi come che era una volta. Una volta nel 1950 le banane che era dello Stato e costava 375 franchi al chilo. Al pan, era calmierà, era il pan comune, chi aveva da vendere a quel prezzo là. Adesso ci va il pan 10 euro, 8 euro. Ma dove siamo arrivati? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, ti ringrazio della telefonata e delle riflessioni che fai tutte le mattine. Allora, dottoressa Ruello, è una situazione che poi io sono sicura si ripercuote anche sui giovani, questi giovani che veramente hanno una sensibilità, voi non avete idea quanto bravi sono. Non guardiamo quei pochi che veramente cercano di alzare sempre di più l'asticella per avere visibilità e basta. Andiamo a vedere quelli che veramente cercano, ecco, l'ambiente, perché quando parliamo di agricoltura parliamo di ambiente, dottoressa, e ai giovani interessa molto l'ambiente, il green. Cosa dice? Come vede lei questi giovani? Sua figlia cosa dice, ad esempio, dottoressa? Ma cosa diciamo tutte? Non è solo i giovani, ma non vi siete accorti che quando si va a fare la spesa e è fine mese c'è meno fila al bancone della fruttivendola, a quello del pesce, della carne, c'è meno gente, perché a fine mese, quando entri al supermercato prima di prendere una cosa, devi contare i soldi che hai in tasca. E questo lo dicono i giovani, ma lo sentiamo tutti. Sì, ma sua figlia cosa dice? Io voglio la sua versione che è giusta, ma anche il giovane che vede questo genitore che non ce la fa, il mangiare che bene o male quello è perché non ho la possibilità di dare altro. Prego, dottoressa. Mia figlia dice: guarda mamma cosa dobbiamo fare per farci ascoltare. E cosa sono costretti a fare? Mettere a repentaglio anche il loro futuro, perché certe proteste, se non sono veramente radicali, disturbanti, nessuno li ascolta. E mia figlia dice: guarda cosa siamo costretti a fare per farci ascoltare. Allora aiutiamoli in tutti i modi. Se non possiamo andare in strada anche a noi, ma aiutiamoli con delle sottoscrizioni. Aiutiamoli a comprare gli striscioni, a comprare i megafoni, a comprare le bandiere. Aiutiamoli in tutti i modi. Andiamo sul sito di Ultima Generazione e facciamo una donazione. Regaliamo per Natale una voce a queste giovani, una voce a mia figlia. Mia figlia me l'ha detto chiaro e tondo: guarda mamma cosa dobbiamo fare per farci ascoltare. Io la voglio aiutare. Lo sto facendo, lo possiamo fare tutte. Dottor Antonini, ecco, io la voglio ascoltare, questa voce deve arrivare. Cosa possiamo fare secondo lei? Perché voi avete dei numeri importanti, saranno calate anche, come dice lei, drasticamente queste aziende, ma ci sono. Come ci si può far ascoltare? Chi è che secondo lei dovrebbe ascoltare in primis? Partiamo, ecco, in primis. Chi è la prima voce che dovrebbe dare una risposta o ascoltare nella maniera giusta, dottor Antonini? Guardi, ha fatto bene a farmi questa domanda. Ci deve ascoltare il mondo politico, ovviamente, perché è la politica che decide. Ovviamente sulla politica noi dobbiamo intervenire e dobbiamo intervenire con le organizzazioni agricole compatte su questo settore. Il settore dell'agricoltura ha bisogno, oggi ci viene richiesto l'intervento importante su questo. E chi può intervenire su questo? Certo, deve intervenire il Ministero, poi certo deve intervenire la Regione Veneto nel settore dell'agroambiente. E guardi, la Regione Veneto è una delle prime regioni d'Italia che interviene in maniera diretta sugli agricoltori e sta facendo un ottimo lavoro con gli agricoltori e quindi sul Ministero, e quindi poi sa che perfettamente consapevoli tutti noi che quando si parla di agricoltura si parla di comunità europea, e là, salvati cielo, perché là diventa un disastro, perché là ci devono ascoltare e quindi
è molto più difficile. No, ma scusi, perché poi dottor le Antonini, politiche... perché noi parliamo di comunità europea, ma ci sì, sono perché anche i le nostri politiche parlamentari agricole... là, dottor Antonini. Ah certo, ma i parlamentari... E guardi, tutto sommato i nostri parlamentari che abbiamo votato ultimamente tentano di far squadra, cercano di far squadra, ma poi c'è la squadra italiana, no? E poi c'è la squadra di qui da Germania, di qui del Portogallo, di qui da Spagna, di altri. Quindi è molto più difficile. Cioè noi dobbiamo intervenire in maniera importante nella comunità europea, perché la politica agricola viene decisa dalla gran parte, l'80%, dalla comunità europea. Però guardi, mi faccia 2 minuti per sottolineare un altro aspetto che lei correttamente in questa trasmissione ha toccato, che sono le fragilità, e che sono quella parte, no, nobile che noi abbiamo, che sono non solo gli anziani, ma sono anche le persone disabili, che noi dobbiamo assolutamente aiutare. Bene, io penso che su questo si deve fare anche una politica che vada dal basso. Io penso che... È andata via la voce, dottor Antonini? Ah, mi scusi. È un elemento importante che noi dobbiamo individuare anche a livello regionale, questo lo possiamo fare, sono i negozi di prossimità. Perché noi siamo abituati oggi ad andare nei discount, andare nei grandi supermercati, bene, tutto bene. Però i nostri negozi di prossimità, i nostri negozi, il caso Inca, che abbiamo sui nostri paesi, che non c'è più. Era un momento di socializzare. Il bar che dopo 50 anni, adesso vediamo in giro i nostri bar che non sono più, no, hanno chiuso quasi tutti i nostri bar, i nostri vecchi, con attività anche superiori ai 50 anni, che erano momenti di socializzare, di socialità. Non c'è più, noi dobbiamo ritornare a questo, noi dobbiamo cercare di ritornare nei negozi di prossimità, nella possibilità di avere i bar all'interno dei nostri paesi che vengono gestiti dalle persone dei nostri paesi, per valorizzare il nostro tessuto, perché è così che si crea anche comunità, è così che si crea anche la possibilità di socializzare, dare la possibilità anche all'ultimo o quelli più bisognosi di mettere in campo la loro fragilità. Allora, a parlare di fragilità ne parliamo anche con la dottoressa Maria Letizia Ruello. Questi giovani, come dice il dottor Antonini, ecco, se non sono ascoltati e non riescono ad arrivare nell'obiettivo, diventano fragili, e la fragilità può diventare anche aggressività, perché puoi anche stancarti di vedere che qualcuno non ascolta, anche perché, ripeto, è l'ambiente al quale loro veramente cercano di controllare, di salvaguardare, di avere a disposizione in un futuro anche non lontano. Cosa rimane se continuiamo così? Ecco, dottoressa Ruello, sono riflessioni che bisogna che tutti facciamo, la scuola, la famiglia, veramente la comunità. Parlare di comunità, come ha detto lei, che bisogna che tutti insieme cerchiamo di far capire che bisogna anche vedere il mondo in un'altra maniera. Ecco, cos'è questa frenesia, questo correre, questo arafare? Basta vedere l'economia in mano a pochissimi, la maggior parte delle popolazioni sono povere, non parliamo dei dittatori, noi non veniamo fuori, ma parliamo anche veramente di questa economia in mano a pochi, veramente sempre gli stessi, che diventano sempre più ricchi a scapito delle famiglie che si stanno impoverendo. Pensate, 6 milioni di poveri, ma sono le famiglie che lavorano, non sono i barboni, perché qualcuno dice: ma dove sono questi poveri? Io non li vedo. Venite ai banchi solidali. Come mai i politici non vengono a vedere i banchi solidali? Neanche uno fino adesso, neanche uno. Prego, dottoressa. Mirella, i poveri siamo noi. A nessuno piace essere poveri, ma ci stiamo impoverendo. L'ultima generazione, infatti, chiede da più di un anno un fondo riparazione. Che cos'è questo fondo riparazione? Sono 20 miliardi, chiediamo 20 miliardi a disposizione, sempre pronti, che se si utilizzano devono essere ripristinati, e poi vi dirò anche dove prendere i soldi,
Perché quando succedono disastri come alluvioni, frane, incendi, siccità, tornado, grandinate, la comunità una volta ce la fa a ritirarsi su, ma quando succede, come è successo qui nelle Marche, io sono marchigiana, forse dall'accento l'avete sentito, o poco più a nord in Emilia o ad ovest in Toscana, che questo succede 2-3 volte in un anno, la gente, noi non ce la facciamo a ritirarci su, a risollevarci, ci impoveriamo. Le aziende chiudono, una famiglia che ha perso l'automobile ce la fai con quell'elemosina che ci danno a ricomprarla? E questo significa impoverirsi, significa che non poter andare al lavoro. Allora, l'ingiustizia è grandissima. Questi soldi li andiamo sempre a prendere da chi non ce l'ha. Questi 20 miliardi a disposizione delle comunità che subiscono i danni a causa dei disastri del clima, dei disastri meteo, li dobbiamo andare a prendere dai super stipendi della politica, che se li sono aumentati anche adesso, non gli bastava quello che c'è, no? Anche i rimborsi spesa, poveretti. Le spese militari. Togliere tutti quei sussidi ambientalmente dannosi. I soldi scappano fuori, i soldi ci sono, bisogna andarli a prendere dove ci sono. Allora, è chiaro che c'è un'ingiustizia, lo diceva giustamente prima Antonini. L'ingiustizia non è solo del contadino che non ci guadagna dal suo lavoro. Tutte noi non guadagniamo abbastanza dal nostro lavoro. Di mezzo c'è qualcuno che si prende ingiustamente troppo guadagno, troppo margine. Allora, l'attivazione serve insieme, fare comunità e uscire da questa fragilità dipende da noi. Il 2024, l'anno che ci lasciamo alle spalle, ci lascia un'eredità molto brutta. Ben 10 tra grandinate, tornado, alluvioni, smottamenti, 10 di questi eventi al giorno nell'anno che ci lasciamo alle spalle, con la Sicilia che sta messa in una siccità tale che adesso che è inverno ancora la gente ha l'acqua razionata. Grazie dottoressa, devo salutare il dottor Antonini perché ci deve lasciare, devo andare anche in pubblicità. Come ci saluta dottor Antonini? Salutiamo con intanto un grazie a voi, grazie per averci dato ancora una volta la possibilità di far emergere e di sottolineare la situazione del mondo dell'agricoltura e su questo ovviamente grazie e buone feste a tutti. Su questo una raccomandazione oggi che andiamo nei supermercati, che andiamo nei discount, che andiamo a prendere prodotti, ricordo sempre a tutti i nostri consumatori che sono nostri alleati di guardare bene l'etichetta e di prendere i prodotti italiani e i prodotti soprattutto veneti che sono i numeri 1 per la qualità e per la lubricità di tutto il prodotto che viene prodotto. Grazie a voi e buone feste a tutti. Buone feste anche a lei, dottor Antonini, a tutta la CIA, grazie di essere stati con noi. Pubblicità. Abbiamo letto la denuncia dei redditi, adesso dottoressa si tenga salda anche voi a casa perché leggerò delle cifre che ognuno poi riflette a casa e pensa come vuole. Sono tantissime, perciò le leggerò non so se in prima, seconda, in terza battuta perché sono talmente tante. Allora iniziamo. Proloco, festival e asini, tutti i contributi regionali alle associazioni di marca. Festa della zucca, 2.850 euro. Art Voce, 41.328 euro. Laguna Prize, 10.000 euro. Clan del Cervo Festival Internazionale di Musica Celtica, 4.105 euro.
Dama Castellana, Dama Vivente, 244.326 euro, 244.326 euro. Se hanno sbagliato non lo so, questo è quello che si legge perché sono pubblici. Ente Paglio Montebelluna, Paglio Vecchio Mercato, 8.200. Centro Studi La Via Santuario, 7.219. Ente Fiera Bessica, 45esima Fiera Florovivaismo, 8.200. Proloco Riese, Sagra di San Matteo dei Mussi, 6.150. Sottosopra Castelfranco, 11.275. Teatro Che Pazzia, 15.990. Fiera di San Gregorio, 24.951. Festival Veneto Corale, 25.010. Sci Club Borsago, 3.670. Palio Contrade, 1.640. La Chiave di Sofia, 4.100. Proloco Valonto, vino, 5.000 euro. Tema Cultura, 9.225. Accademia Veneta, 16.298. Arcade Festeggiamenti, 8.077. Gruppo Folcloristico Trevigiano, 4.715. Comune Cessalto Luci Brian, 2.000 euro. Fondazione Fabbri, Premio Fabbri, 9.610 euro. Fondazione Canova Quattro Tempi, 22.676. Conservatorio Stefani Jazz Festival, 7.239. Proloco Asolo, 5.704. Arci Treviso, 2.372. Festival Chitarristico, 3.860. Allora, Solighetto Dorigo, 6.000 euro. Proloco Maser, 3.286. San Fiore, 7.440. Film Festival Proloco Combai, 4.805. ACI Treviso, anche l'ACI. Marca Classica, 5.890. San Vendemiano Trofeo Industria, 5.581. Proloco Canizzano, 7.130. Comune di Treviso, moda e modernità tra 800 e 900, 45.000 euro. Il Satiro, finché c'è Prosecco c'è speranza, 6.183. Comune di Godena, Asini in Fiera, 8.969. Fiere di San Giorgio, 1.333. Moriago Racconta, 2.054. Comitato Festeggiamenti San Rocco, 3.565. Premio Parise, 1.550. Gioie musicali, 5.425. Fondazione Ambrogio, 1.085. Proloco Vittorio Veneto, 2.139. Proloco Cimadolmo. Mostra Asparago, 4.650. Proloco San Pietro Feletto, Parole in un bicchiere, 2.294. San Vendebiano, 13° Giro di Primavera, 4.655. Musica nel paesaggio, 6.650. Orientamento Tarso, primo consiglio meeting, 10.385. Umpli Treviso, 2.139. Comune Vittorio Veneto, 25.916. Piave Montello, 4.805. Alberghiero Beltrame, campionato pasticceria, 16.659. Antica Fiera Santa Lucia Serate nel Contado, Collalto, 2.000 euro. Comune Castelfranco, Natale sotto le mura, 15.000 euro. Avis Riese, 14.260. Treviso Sax, 6.600 euro. Rugby Conegliano, 1.810. Amici di Fabio Olivotto, 1.240. Quinto Spazio Giovani, Sillar Festival, 9.300. Comune di Arcade, Sapori e Colori, 4.495. Casa Paterna di Zanzotto, una cartolina inviata, 1.348. Dottoressa, come legge queste cifre? Solo la Regione Veneto. Pensate in tutta Italia quanti contributi riescono a dare. Qualcuno dirà è giusto, bisogna supportare queste tradizioni, queste festival. Lei cosa dice, dottoressa? Mirella, io dico che la situazione è drammatica, che però la storia ci ha dimostrato che se le persone si uniscono, si organizzano e
si fanno sentire, agiscono, protestano, si riescono a cambiare le cose. Guardiamoci addietro, ma non tanto indietro, è anche la storia dei nostri genitori, dei nostri nonni. Hanno saputo farsi sentire. Possiamo farlo ancora. Io invito tutte ad agire. Ognuna può fare qualcosa. Adesso, in occasione del Natale, direi che anche noi possiamo farci un regalo. Vi chiedo di andare sul sito di Ultima Generazione, cliccare donazione e vedere che regalo di Natale possiamo fare a nostra figlia e a nostra nipote, per dare un futuro a loro e a noi stessi. E queste cifre che hai detto mi fanno solo girare la testa. Le fanno girare la testa, dottoressa. Sono cifre che potrebbero, secondo lei, aiutare veramente chi ha bisogno, veramente le persone, ecco, che non ce la fanno, e diversamente giovani con queste pensioni minime, anche ieri, che ti chiedono veramente se hai il panettone anche quest'anno, cosa metteranno nella borsa. Io do una borsa molto importante, dottoressa, perché penso che la borsa deve essere dignitosa, perciò c'è l'olio, c'è il caffè, c'è lo zucchero, chi lo vuole naturalmente, il latte, il pollo, il pesce. Ecco, perché io penso che è come noi andassimo al supermercato, abbiamo bisogno di uscire con una borsa dignitosa che ci dia la possibilità di mangiare, di dar mangiare alle nostre creature, ai nostri figli. Io posso fare questo perché il 5 per 1000 lo spendo anche per acquistare il cibo, perché non arriva niente, dottoressa, non riusciamo a capire cosa sta succedendo anche a livello europeo, questi banchi nazionali alimentari che mandano pochissimo. Pensate che ho ricevuto 48 litri di latte, ecco, in tutto il mese, cioè riesco ad arrivare non so neanche fino alle 10 del mattino, visto che apriamo alle 8:30, eppure non si capisce cosa sta succedendo, eppure cibo ne va buttato tutti i giorni, tonnellate e tonnellate di cibo, nel silenzio totale che, come dice il dottor Antonini, di quella politica che dovrebbe intervenire, dovrebbe far capire perché questo cibo invece non viene dato. Io non penso che sia così pericoloso. Cosa dice, dottoressa? Ma certo che viene buttato, perché fa parte della logica che c'è dietro a questo sistema di distribuzione, di commercio, di produzione. Viene buttato perché ti costringono a comprarne di nuovo e ritornare in quel girone infernale che chi produce, chi sta sulla terra, non riceve il giusto e tutto viene gonfiato dai profitti della grande distribuzione organizzata. Prima del prodotto che prendiamo al supermercato, lo sappiamo bene, dietro cosa c'è? La terra e l'acqua. Allora a questo dobbiamo pensare, ai veri beni. E queste cifre che tu, Mirella, dicevi, sì, ci sembrano tante, perché questi numeri li confrontiamo con i 2 euro che abbiamo in tasca, ma alla fin fine non sono, sai, quelle le grandi cifre. I miliardoni stanno altrove, sono quelli che, anche questi soldi che tu dicevi, alla fin fine sono una pioggia di aiuti che arriva nel nostro territorio, più o meno meritati, però ritornano sulle nostre comunità. Io penso che dobbiamo organizzarci mi risuonava molto quello che diceva Antonini, chiedere al governo diverse politiche agricole, al governo italiano e all'Europa. Diverse politiche agricole, diverse politiche sociali, giustizia in 2 parole. Sì, però capisce che bisogna anche dare i soldi a chi li merita, perché come dice lei queste piogge di soldi l'abbiamo visto in tante situazioni, anche con reddito di cittadinanza, che se non sono controllati è successo veramente il pandemonio, perché veramente in Italia non abbiamo i controlli. Ecco, e chi è che decide chi è più bravo o meno bravo, chi merita e chi non merita? Capisce che
I numeri servono anche per far capire che se sei politicamente protetto i soldi ti arrivano. I numeri parlano chiaro, dottoressa, bisogna anche capire anche i piccoli numeri, perché come dice lei possono essere anche piccoli numeri, ma rispetto ai 500-600 euro che la persona percepisce di pensione e sentire i 15.000, i 20.000, i 244.000 per un evento, capisce che fanno pensare, fanno riflettere. Allora dov'è che si sta guardando? Si sta guardando alla tradizione? A quale tradizione? A quale tradizione? A quale tradizione stai guardando? Perché siamo in tanti nelle tradizioni, a quali tu stai guardando e ti stai rivolgendo? E questo veramente dovrebbe far riflettere. Perciò io ringrazio veramente la dottoressa Maria Letizia Ruello, attivista ultima generazione, di essere stata con noi. Un abbraccio anche a sua figlia e a tutta questa grande squadra che lei rappresenta, e buone feste e buon Natale, dottoressa. Grazie. Grazie Mirella, buone feste anche a voi. Grazie. Pubblicità. Savano che arriva il Banco Solidale, ecco questi operai che stanno consegnando il pellet che gentilmente la Savano gratuitamente ci ha portato, ci ha regalato, e per noi è fondamentale, è oro colato. Voi dovreste vedere, aver visto le famiglie ieri che caricavano quelle macchine, sono riuscite a entrare naturalmente, perché altre non sono riuscite a entrare, in provincia per caricare questo oro per loro colato. Poi vuol dire stare al caldo in queste giornate fredde e veramente molto umide. Allora grazie a Giampaolo Vallardi, già senatore, che è qua in presenza, è venuto a fare gli auguri di Natale. Mirella ci teneva, perché le persone che aiutano il Banco Solidale, Mirella, veramente dà loro visibilità, perché è giusto che sia così, perché veramente sono aiuti molto importanti e questo fa molto riflettere anche in merito a quei contributi che abbiamo sentito prima. Naturalmente tutto lecito, ognuno fa le proprie riflessioni. Saluto anche il presidente Luigi Lazzaro, presidente Lega Ambiente Veneto. Grazie presidente anche lei di essere qui con Mirella, Sveglia Veneti. Vedremo che sveglia ci sarà il prossimo anno, che sentore avete, ecco, che profumo sentite, perché io sono curiosa di capire, perché si vedono due realtà. Da una parte io ho avuto imprenditori molto importanti, economisti, che il 2025 sarà un anno molto difficile, purtroppo questi sono i dati. D'altra parte invece qualcuno anche a livello governativo dice che non c'è da preoccuparsi, che va tutto bene, che dobbiamo stare tranquilli. Allora io partirei proprio da lei, presidente Lazzaro. Com'è la situazione? Cosa vede lei? Prima abbiamo parlato con la presidente di Ultima Generazione, un'attivista, scusa, di Ultima Generazione, la dottoressa Letizia Ruello, che diceva veramente che tutti dobbiamo fare comunità per salvaguardare l'ambiente, per aiutare a salvare questa meraviglia che abbiamo d'Italia, che è bellissima, era bellissima, adesso un po' meno. Cosa dice presidente Lazzaro? Beh, intanto buongiorno a te Mirella, a tutti gli ascoltatori, e a Giampaolo Vallardi che è in studio, che saluto. Ciao Luigi. Ciao Giampaolo. Beh, diciamo che essere ottimisti è una cosa che ci conviene fare rispetto alle necessità ambientali, anche perché ci sono esperienze positive. Ad esempio noi con Legambiente ci occupiamo di raccontarle, di portarle all'attenzione dei cittadini, perché si può copiare quando le cose, diciamo, non è come a scuola che bisogna fare di testa propria, quando siamo nel mondo che mette in campo soluzioni per andare incontro alle necessità dei cittadini, economiche, ambientali e sociali. Se qualcuno fa bene, come è il caso di alcune esperienze che avete raccontato anche dell'azienda pubblica di Savano nel territorio, è bene che qualcuno si armi per copiare le cose che funzionano. Purtroppo, diciamo, l'ottimismo si può avere quando c'è una situazione geopolitica più stabile, cosa che oggi non abbiamo, perché le guerre che ci sono intorno a noi e che ci vedono in parte coinvolti rispetto a tanti anche costi economici che dobbiamo andare a inserire nelle voci di bilancio, quindi questo destabilizza
anche le scelte di un paese e dei paesi di questa Europa in questo momento. E poi quando ci sono delle condizioni politiche che fanno retromarcia rispetto a decisioni, strade già intraprese, o vogliono rallentare quel percorso che è già intrapreso anche da molte aziende, magari quelle che sono più ottimiste, creando una condizione di incertezza, di difficoltà, soprattutto nel fronte degli investimenti, e questo porta così l'ottimismo a trasformarsi un po' in pessimismo rispetto a qualcosa che possiamo e dobbiamo fare. Ce lo dice la crisi climatica, ce lo dice la necessità di un'economia che deve portare benessere ai cittadini, non difficoltà, e se torniamo indietro, rallentiamo, cambiamo strada, evidentemente cambiano anche le ricadute e le ripercussioni verso la popolazione. Sentiamo anche Vallardi, ecco, Giampaolo Vallardi come commenta sia quello che ho detto io che le parole di Mirella, e sempre grazie anche per questo aiuto prezioso, perché è già il secondo anno che arriva questo aiuto. Prego Vallardi. Sì, per noi di Savano l'attenzione al mondo della solidarietà è sempre stata una delle basi fondanti della nostra società. Penso che siamo forse gli unici delle società pubbliche che hanno una parte del bilancio riservata all'attenzione per le utenze deboli, che hanno chiaramente, in base a un regolamento ben preciso, in base al reddito ISEE, hanno delle agevolazioni proprio per le classi sociali disagiate. E credo che il momento sia un momento in cui bisogna essere ottimisti, perché come si dice l'ottimismo è il sale della vita, ci aiuta ad andare avanti. Il 2015 io auguro a tutti, 2025 io auguro a tutti sarà sicuramente, deve essere migliore del 2024. Io credo che sarà comunque inevitabilmente non semplice, però anche le voci che arrivano della fine della guerra in Ucraina, ormai ci siamo, in un modo o nell'altro io credo che in qualche maniera finisce. Le elezioni americane, Trump piaccia o non piaccia, comunque porrà fine alla guerra, sembra che anche in Medio Oriente piano piano si vada verso una soluzione, e quindi io credo che il 2025 sarà un anno di transizione verso un 2026 di ripresa. Questo governo potrebbe fare di più anche nell'attenzione verso i cittadini. Qualche grosso problema, mi permetto di dirlo, ce l'abbiamo, perché abbiamo un aumento dei prezzi consolidato di oltre il 40%, ma le buste paga e le pensioni sono rimaste esattamente le stesse. Io non voglio assolutamente polemizzare, però insomma sembra che le pensioni non abbiano seguito neanche l'indice Istat, perché c'è stato un aumento medio di 1,80 di €1,80, quindi non voglio dire che è una presa in giro, però un po' più di attenzione dal punto di vista del sociale io credo che questo governo lo dovrebbe avere. C'è tanta attenzione, hanno messo diversi miliardi ancora sul fronte, sullo stretto di Messina, non per polemizzare, ma credo che questo paese abbia bisogno di tutto prima di fare il ponte sullo stretto di Messina, ma non è assolutamente mia intenzione polemizzare. Ci vuole più attenzione nei confronti delle classi disagiate, ma anche più attenzione nei confronti dei giovani, questi giovani che continuano ad andare all'estero. Però non voglio sempre portare problemi, bisognerebbe anche portare delle soluzioni. Io credo che la soluzione sarebbe anche semplice trovarle, servirebbe una sensibilità diversa, sensibilità che mi sembra questo governo, non lo dico da parte come oppositore, anzi, perché io faccio parte di una componente politica che è il governo, però un po' più di attenzione, seguire un po' meno i capricci di alcune persone che ci sono in questo governo aiuterebbe parecchio. Allora, Presidente Lazzaro, abbiamo parlato del ponte di Messina, abbiamo parlato anche col Presidente della CIA Veneto, il direttore della CIA Veneto Maurizio Antonini, di questa siccità che ha quest'isola, eppure si sente parlare
del ponte di Messina, di milioni, miliardi, ormai non so cosa costerà, se verrà fatto, perché ci sono dei problemi enormi, non a caso siamo arrivati al 2024 ed era sempre stata accantonata l'idea. Lei che sensazione ha? Questo ponte verrà fatto secondo lei? E la Sicilia, che è circondata dall'acqua, avrà finalmente l'acqua o si guarderà sempre da un'altra parte? Prego Lazzaro. Ma guardi, sul ponte di Messina noi sempre ripetiamo che finché ci si impiegherà 14 ore, 16 ore andare da Catania a Palermo, ad esempio, con il trasporto ferroviario, pensare di fare un'opera faraonica, peraltro complessa, da costi esorbitanti, che non andrebbe a risolvere quegli elementi di trasporto interno all'isola che oggi la rendono, diciamo, fanalino di coda rispetto alla capacità di mobilità all'interno della Sicilia, è evidente che stiamo parlando di una fandonia, cioè di qualcosa che, come da decenni a questa parte, si rilancia per farci discutere di grandi opere, di progetti faraonici che poco hanno a che fare con l'interesse della popolazione, dei cittadini e della mobilità tra, diciamo, per la Sicilia e verso l'Italia, verso la penisola, e addirittura, ripeto, di mobilità interna, che è veramente disastrosa, quella che vive la Sicilia in questo momento. Presidente, la fermo un attimo, perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Stefano da Mantova. Ciao Stefano. Ciao, bella Gioia. Ciao. Ascoltami. Vai. Qua c'è una cosa solo, parlavano di agricoltura. Di agricoltura ci sono degli investimenti che sono molto importanti, ma li sta facendo Renzo Rosso della Diesel, che è un grande imprenditore. Se prendete quella strada lì, cioè sono le vertical farm, una vertical farm di 3.000 metri quadri da mangiare a una città come Verona per un anno, costa un sacco di soldi, però c'è risparmio energetico, trasporto e tutto. Ci sono solo i paesi arabi e altri paesi che ci credono. Quello è l'unica indicazione. Dovete andare, cari miei imprenditori, l'Italia vale 8.000 miliardi. Ci sono i grossi imprenditori che hanno i soldi e noi che andiamo in Europa tiriamo fuori i soldi dai grandi imprenditori italiani. Grazie Stefano, salutiamo anche Mantova. Prego Vallardi, come commentiamo le parole di Stefano? Sì, Stefano ha ragione, Vertical Farm come l'idroponica sono tutte quante soluzioni che credo è giusto conoscere, è giusto anche seguire, però penso che un paese come l'Italia, che siamo riconosciuti in tutto il mondo con la dieta mediterranea e come la capacità dei nostri agricoltori di produrre, credo che l'Italia non abbia proprio così bisogno della Vertical Farm. Abbiamo bisogno di investire, secondo me, in maniera diversa, valorizzare un po' di più i prodotti locali, dare maggior reddito agli agricoltori e soprattutto proteggere i nostri mercati dalle importazioni di prodotti che non hanno nulla a che vedere con la dieta mediterranea. È inutile che continuiamo a importare olio d'olivo dai paesi africani piuttosto che dalla Spagna. Dobbiamo aiutare i nostri agricoltori a rinnovarsi, a produrre meglio, e quindi credo che anche una maggiore attenzione dal punto di vista degli investimenti e dei contributi anche a livello europeo verso la nostra agricoltura, che ha una grandissima potenzialità, ha una grandissima capacità di produrre, ma ha poche risorse a disposizione per fare degli investimenti. Quindi credo che in questo paese si può pensare sicuramente a tantissime altre cose prima di pensare agli investimenti sulla Vertical Farm, che non avessimo terreno, non avessimo luoghi dove produrre, ci mancano gli strumenti adeguati per poter produrre, questo sì. Antonia da Rosà, vai Antonia. Buongiorno a tutti quanti. Senti Mirella, io vorrei parlarti di quello che ha fatto mio figlio a fine di settembre. Veloce Antonia, vai. Ecco, mio figlio la notte tra il 21 e il 22 era fuori qua di casa nostra a fumarsi una sigaretta, ha sentito un grande botto, è andato a vedere
con la bicicletta e ha visto una macchina dentro il torrente che abbiamo qua. E c'era altre persone là. E lui cosa ha fatto? Mette giù la bici, è saltato dentro e ha salvato questa persona, un ragazzo. Mi commuovo sempre quando che parlo. Di 42 anni, un papà, un marito, nel paese vicino al nostro. È riuscito con fatica a tirarlo fuori dalla macchina, perché la macchina era capovolta e la corrente dell'acqua era forte. C'era un altro ragazzo ma non ha voluto andare dentro. Dopo è riuscito a tirarlo fuori mentre arrivavano i soccorsi. Cara Antonia, ti ringrazio della telefonata, è già la seconda volta che Antonia chiama, ecco, perché questo gesto che ha fatto il figlio veramente, oltre a commuoverla continuamente, commuove anche noi, perché questi sono i buoni esempi. Ecco, padre di famiglia, come abbiamo sentito, che però nella disgrazia e nella preoccupazione di veder morire una persona ha cercato in tutte le maniere di salvarlo e ce l'ha fatta. Perciò Antonia, un abbraccio grande a te, a tuo figlio, veramente per questo gesto molto bello che tu veramente ricordi, e fai bene a ricordarlo visto i cattivi esempi che abbiamo. Ti ringrazio, un abbraccio grande Antonia. Allora Lazzaro, era caduta la linea, adesso si è ripreso, ecco, sempre sull'ambiente naturalmente. Prego Lazzaro, continuiamo quello che si era interrotto. Sì, no, dicevamo della Sicilia, insomma, ecco, penso di aver espresso il ragionamento sull'inutilità di un'opera come il ponte in questa fase, in questo momento per il Paese. Lo diceva anche Vallardi, non per far polemica, ecco, ma forse dovremmo mettere le risorse su altro. Le dico, ad esempio, ieri è uscito il nostro rapporto pendolaria, no? Per venire dalla Sicilia al Veneto, dove abbiamo notato, sempre per parlare di ottimismo, che la domanda di trasporto pubblico ferroviario è sempre in leggero aumento nella nostra regione. Cioè i veneti sono ottimisti, ci vogliono andare col trasporto pubblico, ci vogliono andare con i treni, però questo non corrisponde, diciamo, a quote di finanziamento, di bilancio, sia a livello regionale che statale, adeguate per garantire che questo numero aumenti sempre di più. Quindi ecco, quella è la priorità che noi inquadriamo, cioè garantire che ci si possa muovere liberamente, magari a prezzi sempre più accessibili per i cittadini, ma il trasporto pubblico in Italia lo è sempre stato, e sempre meno inquinando le città, perché ricordiamoci che le questioni ecologiche e ambientali non sono ideologiche, ma sono legate a quello che stiamo subendo come crisi climatica, come alluvioni, inondazioni, fiumi in piena, ecco, magari che poi possono provocare anche situazioni di pericolo come quella che abbiamo sentito. Quindi dovremo andare in quella direzione. Riguardo alla siccità, anche questo, torno sempre alla crisi climatica, riguarda la Sicilia quest'anno, ha riguardato il Veneto proprio nel 2022, ci riguarderà ancora qualche altra regione, perché purtroppo l'andamento degli eventi estremi è sempre più un elemento critico rispetto all'indecisione, cioè non sapere come comportarci, o meglio non aver mai capito che dobbiamo trovare risposte a un clima che cambia e non va più tutto nella stessa direzione come era nel passato. Questo significa che bisogna mettere in campo anche qui opere che non sono solo i grandi bacini o le grandi dighe, che possono svolgere un ruolo marginale rispetto alla necessità di lavorare in un'altra direzione, che è quella di garantire l'ecosistema di potersi, diciamo, rigenerare, quindi infiltrare acqua nei suoli, e anche qui significa deimpermeabilizzare il territorio, vale per la Sicilia, vale per il Veneto, vale per tutto il paese, far infiltrare le acque nelle falde, recuperare quella che abbiamo il più possibile, depurandola e utilizzandola, quindi inquinandola meno e depurandola di più, e fare un ragionamento su un bene così prezioso come l'acqua, che deve aiutarci a gestirla quando essa è troppa, in eccesso, ma anche quando essa non c'è e quindi ci provoca periodi di grandi siccità. Serve questo ragionamento che noi diciamo deve essere basato sulla natura, perché la natura, se la lasciamo, diciamo, un po' darsi da fare, ci aiuta in questo rispetto alla capacità del verde, degli alberi di assorbire gli inquinanti piuttosto che far entrare le acque nel suolo, sottosuolo, nelle falde, ci aiuta a aumentare la biodiversità e quindi a rendere i suoli, i terreni più fertili e meno desertificati. Insomma, ecco, c'è un grande
potenziale nella natura, e noi dovremo accompagnare questa transizione, così si chiama, ecologica, quindi non è un cambiamento repentino che mette a rischio le nostre vite, la nostra economia e il nostro futuro, anzi ce lo garantisce un futuro e garantisce anche un'economia più florida, un territorio e una socialità e un ambiente ecosistemico migliore, che ci permetterà a noi e soprattutto alle future generazioni, come l'articolo 9 della Costituzione recentemente corretto ci esorta a fare, cioè a ragionare per la tutela delle future generazioni. È bella la Costituzione, bisogna vedere però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, caro Presidente Lazzaro, purtroppo, perché mi sembra che le cose non vadano in questa maniera, tanto è vero che noi abbiamo un paese morfologicamente che dovrebbe avere trasporto merci, ecco, via treno, via acque, avevamo dei porti meravigliosi, invece si continua a parlare di terza corsia, quarta corsia, poi faremo la quinta corsia, faremo la sesta corsia, faremo i ponti che da est a ovest collegheranno, perché non mi sembra che ci sia questa volontà di capire che forse anche con la tecnologia potremo risolvere il problema. Abbiamo una tecnologia incredibile, però purtroppo si parla sempre di strade, di autostrade e di corsie. Abbiamo Leone da Trebaseleghe, vai Leone! Leone? Non sento Leone. Provate a vedere Leone. Balardi, ecco, terza corsia, quarta corsia, invece dobbiamo parlare di ecosistema, di ambiente, cosa sta succedendo? Ma non è che in Italia si brilli molto per mobilità, è anche vero che credo siamo uno dei paesi più densamente abitati al mondo, sicuramente dopo il Giappone. La densità di abitanti per chilometro quadrato è molto alta, però avere una viabilità, soprattutto quella ferroviaria, come quella che stiamo vivendo in questi ultimo anno e mezzo, io credo che sia non da paese europeo ma quasi da terzo mondo, perché i treni in ritardo sempre di alcune ore, ma senza assolutamente voler fare polemica, ma è un dato di fatto, impossibile non parlarne. Non è da un paese con una potenza industriale come la nostra. Io credo che serva un giusto compromesso, servono le autostrade, servono le linee ferroviarie, però chiaramente non ridotte come quello che abbiamo. Chiaro che poi tra preferire il trasporto su gomma e quello ferroviario va da sé che il trasporto ferroviario è sicuramente migliore sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista dei costi. Bisogna avere il coraggio di investire, mettere delle risorse a disposizione, anche perché è inutile rimanere ore e ore a lavorare in fabbrica per cercare di essere competitivi sui mercati e poi si prendono i prodotti, si caricano sui camion e rimangono fermi perché non riusciamo a fare questo tipo di trasporto. Fermo Balardi un secondo, perché sennò il centralino impazzisce. Leone, prova a vedere se riprendi la linea, ma abbiamo Luigi da Padova. Vai Luigi. Pronto? Pronto? Sono Luigi di Padova. Sì. Volevo parlare sui consorzi di bonifica, no? Vai. Allora io dico, qua dicono tante cose, no? Ma non fanno niente, perché ci sono tutte le chiavi che rotte e hanno fatto ancora i nostri avi, no? Ci sono i canali pieni di melma, robe che fanno fastidio, ma questa gente che cosa fanno? Solo chiacchiere? Sono lì solo per i stipendi, perché adesso hanno fatto le votazioni, per cosa? Per cosa non hanno chiamato gli agricoltori, gli hanno fatto delle riunioni, no, andate a votare, perché le grandi organizzazioni di ladroni, perché sono ladroni, no, hanno detto andate a votare, ma per chi votare? Ma chi sono questi personaggi? Mi fanno fastidio perché non fanno niente, ci sono i canali che spaccano, che si allaga dappertutto e dopo dicono ma è calamità naturale. Ho 80 anni e di queste hanno fatto i canali con le carrioe, se ricordiamo le carrioe,
e questi qui grandi macchine escavatori, andiamo a dare un'occhiata in giro come sono messi questi canali. Grazie Luigi, devo andare avanti se non ce la faccio, ma sei stato chiarissimo. Vallardi, lei come commenta? Io conosco i consorzi di bonifica, Luigi, devo dire che innanzitutto auguri di buon fine, di buon inizio, però vorrei spezzare una lancia a favore di chi gestisce dal punto di vista irriguo soprattutto il Veneto, perché qualche problemino ci può anche essere, servono maggiori investimenti per pulire alcuni canali, alcuni fossi, e questo è verissimo, però abbiamo visto che comunque grossi lavori sono stati fatti anche in Veneto e soprattutto abbiamo visto che nei momenti di grande difficoltà, ci ricordiamo Vaia, che penso che sia stato uno dei momenti più difficili dal punto di vista idraulico per il nostro territorio, per il Veneto, grossi problemi, grossissimi problemi non ne abbiamo avuti. Pensiamo al Veneto, pensiamo all'Emilia Romagna, solo per far capire che in Veneto, bene o male, dal punto di vista irriguo, le cose funzionano. Si possono sicuramente migliorare, però dobbiamo anche pensare, mi ricordo quando ero in Parlamento, che ad esempio i consorzi di bonifica spendono quasi tutte le loro risorse per pagare l'energia elettrica per far funzionare le idrovore che prendono l'acqua che ricevono e buttarla in mare. Ecco, io credo che sicuramente possono migliorare anche i consorzi di bonifica, però servirebbe anche un'attenzione maggiore a chi ogni giorno tiene il territorio. Ricordiamo che circa il 10% del territorio del Veneto è sotto il livello del mare, tutta la parte di Rovigo, Venezia, Porto Tolle, ecco, tutta quella parte là è sotto il livello del mare. A tutte queste persone che fanno sì che tutti quei territori siano all'asciutto. Poi, Luigi, sicuramente le cose si possono migliorare, ma servirebbe anche più attenzione dal punto di vista economico, dare maggiori risorse a questi consorzi. Renzo da Mestre, vai Renzo. Buongiorno, niente, un semplice intervento, ho visto, sentiti gli ultimi interventi fatti. Io sono d'accordo sul fatto che purtroppo siamo noi cittadini che dobbiamo capire le cose, perché se le cose vanno in un certo senso, non voglio parlare ovviamente di politica, ci sarà un motivo. Evidentemente la gente purtroppo, a mio modesto parere, vanno in questo senso. Nel senso, sto parlando, non voglio dire, i soldi, le spese vanno fatte per le bonifiche, per la pulizia dei canali, tutte quelle cose là, e non spesi inventati per altre cose, strutture che poi diventeranno cattedrali nel deserto, come si sa fare discorsi, capiamo di cosa stiamo parlando. I soldi vanno messi dove servono. Purtroppo evidentemente siamo noi cittadini che non riusciamo a far convincere i nostri parlamentari a fare le cose in maniera diversa. Questo è il mio modesto parere, perché la gente non è stupida, mediamente hanno una buona cultura, però è inutile fare cose che poi magari servono solo per tagliare il nastro tricolore e basta. Bisognerebbe fare le cose reali che ci sono nel territorio, da sistemare i canali, le strade, le strutture. Noi li sappiamo in Italia, ogni giorno c'è inondazioni, c'è un po' di tutto. Purtroppo quelli evidentemente non porta voti, a mio modesto parere, porta voti altre cose, e quindi purtroppo se non siamo noi cittadini a cambiare le idee non che fare discorsi. Grazie Renzo, molto chiaro. Sentiamo come commenta Lazzaro. Prego Lazzaro. Come dare torto a Renzo, nel senso, servono le risorse per fare le cose per bene, e evidentemente certi tipi di investimenti purtroppo in un bilancio fino ad oggi, così come è stata pensata la politica fino ad oggi, forse non porta consensi, e quindi non si mettono risorse aggiuntive per il trasporto pubblico, non si mettono risorse aggiuntive per i consorzi di bonifica, la gestione idrica, idrologica del territorio, non si mettono risorse nel sociale che insomma sarebbero utili a ridurre le disuguaglianze, aiutare le persone con più difficoltà, soprattutto in un periodo di aumento di costi, come diceva Vallardi all'inizio, di aumento dell'inflazione e di costi delle materie prime. Poi ci ricordiamo, forse l'abbiamo già dimenticato, ma dovremmo ricordarci quello che è successo con lo scoppio della guerra Ucraina-Russia, che ha portato i costi del gas a cifre esorbitanti, che hanno messo in ginocchio non solo le famiglie ma anche tante imprese
fino diciamo, a un riordino che oggi ci vede continuare a approvvigionarci di gas, ma da paesi diversi, non più da uno solo, e ancora invece non investiamo nell'emancipazione diciamo, no? da chi ci fornisce il gas naturale, e non puntiamo invece su ad esempio le energie rinnovabili di varia forma, che oggi sono ancora osteggiate perché forse non portano voti. Invece favorire la realizzazione delle energie rinnovabili nel territorio forse non porta consensi, perché tutti sono preoccupati dal cambiamento e nessuno ci racconta che invece questo cambiamento dell'assetto del paese, ad esempio con le rinnovabili, con le centrali a biometano, con i pannelli fotovoltaici, con le pale eoliche, è un cambiamento che o mettiamo in campo per produrre energia rinnovabile. Secondo lei, Presidente Lazzaro, c'è questa volontà di ascoltarvi, di capire che quello che state dicendo, cioè, perché voi vi sedete attorno a questi tavoli anche governativi, c'è questa voglia di capire che forse bisogna veramente cambiare il registro, se no non ce ne sarà per nessuno, perché quando la natura si arrabbia, ecco, è difficile fermarla se tu non hai fatto prevenzione. Ecco, la prevenzione, ad esempio, dell'ecosistema, questa parola magica che però sembra che a nessuno interessi o a pochi, invece è fondamentale per la sopravvivenza. Presidente Lazzaro. Guarda, noi vediamo tanta voglia di contrapporre, cioè di separare, di dividere tra chi è favorevole e chi è contrario a talune iniziative, soprattutto sulle questioni ambientali. Oggi c'è questo continuo demonizzare le politiche green che vengono insomma, da molti denigrate con anche diciamo veramente una pochezza culturale che connota chi espone quei concetti, invece che ragionare su come raggiungere questi obiettivi, su come darci una mano, perché sono obiettivi che ci garantiscono la vita sul pianeta. Io ricorderei a tutti, ma questo la politica non lo fa mai, che siamo già al 1,5 gradi in Regione Veneto di aumento medio della temperatura, quel 1,5 gradi famoso di cui si parlava con l'accordo di Parigi, insomma, per garantire a questo pianeta un ciclo che non ci metta nel pericolo, nell'allarme degli eventi estremi, che sono arrivati già nel 2024 a più di 40 eventi estremi registrati in un solo anno nel nostro territorio regionale. Parlo solo del Veneto per non allargare i confini, che poi sembra che vada tutto male, ma parliamo di noi, perché siamo noi che dobbiamo reagire in questo territorio, e la politica che vediamo oggi non fa questo, cioè non ci racconta cosa sta succedendo, non ci dice quali sono le soluzioni da intraprendere, ci dice cosa non dobbiamo fare. Non dobbiamo fare i pannelli fotovoltaici sul terreno, che siamo tutti d'accordo, insomma, però diteci dove possiamo farli, questo è il compito della politica. Non dobbiamo fare gli impianti di biometano nei territori per gestire i reflui agricoli che inquinano se non vengono ben gestiti e poi ci aiutano a produrre biometano che sostituisce il metano invece fossile che preleviamo da altri paesi e che paghiamo caro, ma non si può fare perché ci sono i comitati nei territori, perché vedono cambiare il territorio e questo non va bene, e quindi tutto quello che non si può fare la politica insegue, ma quello che si può fare non ce lo dice nessuno. Forse manca un po' di coraggio e tanta coerenza rispetto invece alle cose che vengono dette rispetto alle necessità dell'ambiente e delle future generazioni, che spesso riempiono le discussioni ma senza tanto contenuto. Ecco, questo è un po' quello che noi vediamo intorno a noi: poco coraggio, poca coerenza, tanta contrarietà e poca caparbietà nel saper scegliere e decidere dove realizzare le cose che vanno fatte. Parlo delle rinnovabili, ma potrei parlare dell'economia circolare, degli impianti del riciclo, dei centri del riuso, che oggi si fanno solo per l'iniziativa di chi ha un po' l'avanguardia e la voglia di costruire e di fare fuori un po' anche dalle norme, dai finanziamenti che non ci sono mai e dalle leggi, diciamo, gli incentivi che vengono distribuiti. Quello che invece fa Savono, mi sembra che invece Savono sia lungimirante, esatto, abbia capito l'importante esatto, di investire. Ecco, questa però lungimiranza che, come dice anche il Presidente Lazzaro, forse la politica, una certa politica non ha, non ascolta, non sente. Lei fa parte di un partito importante e anche lei dice che bisogna veramente che qualcuno si dia una mossa, specialmente anche i nostri parlamentari che conoscono la situazione
protezione anche del nostro territorio, perché giustamente non è che possiamo aspettare tanto per mettere in atto quella che potrebbe essere anche un investimento nel territorio, un territorio fragilissimo, lo hanno dimostrato. Ecco, adesso vedremo come chiuderemo anche questo dicembre, questo 2024. Se non si investe sarà dura, prego. Ma il Presidente di Lega Ambiente Veneto, che ringrazio per le sue parole, che sposo al 100%, non ma semplicemente perché sono fermamente d'accordo su questi principi. Io credo che sia a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello regionale si potrebbe fare molto, ma molto di più dal punto di vista dell'energia. In Veneto una politica energetica sinceramente non l'ho vista o mi è sfuggita, devo dire, anche se ho cercato di prestare attenzione, a parte qualche piccolo contributo che io lo definisco più una marchetta nella sostituzione delle stufe a pellet. Non ho visto politiche energetiche. Poi dare un contributo per la sostituzione delle stufe a pellet è come dare 1 chilo di pesce all'africano invece che comprargli la canna da pesca e insegnargli a pescare, no? La gente è contenta perché si riscalda quest'anno, ma il prossimo anno ha bisogno ancora del contributo della regione, perché poi il pellet non è che la legna che vai a farti nel campo, sì, devi comprarlo. Devi avere la stufa adatta, come dice lei, anche semplicemente ragionando sulle parole del Presidente di Lega Ambiente Luigi Lazzaro, se si fosse dato, e se dassimo, perché siamo ancora in tempo, visto che i pannelli fotovoltaici comunque hanno dei prezzi bassissimi in questo periodo, la possibilità a ogni singola famiglia, uno sgravio fiscale e un incentivo per mettere il pannello fotovoltaico sul tetto della casa, ecco, tutte quelle famiglie avrebbero risolto il problema dell'energia per i prossimi, minimo per i prossimi 20 anni. Pensiamo anche ai carburanti in questa regione. In Friuli stanno facendo veramente una politica di investimenti molto forte per quanto riguarda le energie del futuro, fanno investimenti per l'idrogeno, fanno investimenti per il biometano. Qui in Veneto non vediamo nulla da questo punto di vista, quindi la mia non vuole essere una critica ma un consiglio. Una politica energetica diversa da quella che abbiamo fatto fino ad oggi, che è pari a zero, io credo aiuterebbe molto i cittadini. Non è il contributo che diamo a pioggia alle sagre perché poi le sagre portano voti. Secondo me dobbiamo pensare a un qualcosa di strutturare per questa regione che sì, vabbè, dal punto di vista dei turisti sì, probabilmente abbiamo fatto qualcosa, però non possiamo vivere di solo turismo e quindi credo che qualcosa di più lungimirante potremmo tranquillamente farlo. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Dunque allora mi dico che tutte le persone giustamente hanno diritto di avere le proprie idee, di esprimersi e via parlando, però probabilmente anche come dire, essere un attimo più realistici, sinceri, coerenti, potrebbe anche essere premiata dai cittadini e dalla loro partecipazione. Due cose. All'inizio tutti quanti criticare il ponte di Messina, per carità, ho appena detto no, ognuno ha le sue idee e non ha nessun problema su questo. Sento che tanti protestano per spese false, spese inutili, il centro in Albania, questo e quest'altro, nessuno che apre bocca sui decine di miliardi che verrà spese per le armi. È lì che si deve ascoltarsi, ma cioè, voglio dire, vorrei anche un pochettino più di serietà e di coerenza. Se una persona protesta per i 12 miliardi del ponte di Messina, come fanno a protestare per i 60-70 miliardi che si spenderà in armi? Due, il tuo ospite di a fianco ha appena detto che la regione Veneta praticamente sta assentissima sul tema dell'energia. Ecco, lui se non lo capivo mai, no? È sempre un ragionamento così, con rispetto, fa parte del centro politico, no? Adesso, a quanto si è letto, la materia energia viene tolta alla regione. Quindi il partito di centro, con Forza Italia e alleati, che voleva levare via e finalmente che si riuscì perché la materia energia non andrà alle regioni, si lamenta che la regione Veneto è assente e assentissima in materia di energia. Cioè, scusa, adesso non so come si chiama, ma lui vuole che le regioni possano fare qualcosa nell'energia
o vuoi che ne possa fare nulla e tutto rimanga a Roma? Cioè, io voglio anche un po' di coerenza e di serietà. Cioè, lui dice, mi so contro al fatto che il commercio estero, l'energia e altre materie venga affidato alla regione. Bene, la regione Veneto non ha fatto nulla, quindi se sta a portare avanti per dire una battuta, cioè che vuoi anche un minimo di coerenza nei ragionamenti, perché sennò veramente le persone quando che ascolti di questo qua parla non per convinzione ma per convenienza, per pro domo suo. Ecco, grazie, ciao, scusa, ma grazie. No, l'unica cosa che volevo dire è che non è vero che nessuno protesta per le armi e per la guerra, e quelli che protestano, e l'ho detto anche all'inizio, sono i giovani soprattutto. Sono giovani, sono padri di famiglia, sono veramente una parte di popolazione che mi sembra che abbia preso molte posizioni invece in fatto di armi e di guerra. Valardi? Saluto Vladimiro e gli faccio gli auguri di buon fine e soprattutto buon inizio anno. Forse Vladimiro non ha sentito prima quando ha detto speriamo che la guerra finisca presto. È chiaro che quando si parla di guerra tutti questi soldi che sono stati dati, io credo che siamo tutti, penso che il 100% degli italiani non vorrebbe dare i soldi per la guerra, quindi lo consideravo addirittura superfluo, pleonastico intervenire sull'argomento. Poi io ho detto che adesso non so se le competenze, è chiaro che l'autonomia le vogliamo tutti, io ho firmato, non penso per primo perché Zaia alle 6 di mattina era già, o forse tra i primi che hanno firmato per l'autonomia. Magari avessimo l'autonomia dal punto di vista energetico, altra cosa è dire che fino ad oggi non abbiamo fatto nulla dal punto di vista dell'energia, quindi questo è il ragionamento da fare. Io non ho nessuna opposizione nei confronti di questo governo in regione o dal punto di vista del governo, dal punto di vista nazionale. Io credo che però potremmo fare sicuramente qualcosa di diverso. Non vedo nulla in Veneto per quanto riguarda le energie rinnovabili se non fatto dai privati. Dal punto di vista pubblico non ho visto nulla, ma probabilmente mi è sfuggito. Lazzaro, prego. Sulla guerra vado veloce anch'io, mi sembrava sia Vallardi, ma penso di averlo ribadito anch'io quando ho parlato di instabilità geopolitiche che portano anche difficoltà poi dal punto di vista economico, perché i finanziamenti finiscono ad esempio in quello e non nelle cose di cui stiamo parlando, che ci interessa invece possono essere migliorate dal punto di vista ambientale, ecologico e energetico, e sicuramente, ecco, forse non l'abbiamo citato qua, ma è un tema che sta, per quanto riguarda Legambiente, sulle nostre corde e siamo dentro i tavoli per la pace, siamo attivi in prima linea nelle iniziative, nelle manifestazioni. Recentemente abbiamo fatto anche delle piazze proprio qui, diciamo, nella provincia di Padova e anche in altri territori, se non sbaglio nel Trevigiano, per ribadire con dei flash mob la necessità di pace e di uscita, diciamo, di disarmo, che è l'altro elemento che a noi sta a cuore. Rispetto alle politiche energetiche, torno sul tema dell'ottimismo per rafforzare, poi neanche farlo apposta, quello che diceva Vallardi, ma i veneti, non il Veneto, sono i cittadini di questo paese che hanno installato più pannelli fotovoltaici di piccola e media taglia. È un dato, diciamo, gestore dei servizi elettrici, un dato nazionale, quindi non me lo sto inventando io nella Legambiente, è un dato ufficiale del nostro paese. Come raccolta differenziata. Sì, possiamo aggiungere anche quello, ma parlando di energia siamo quelli che ne hanno installati di più, perché dal 2005-2007, quando sono iniziati i primi conti energia, in cui lo Stato, che ha la responsabilità sulle questioni energetiche, ha iniziato a sostenere i cittadini per realizzare questo tipologia di impianti, quindi con incentivi economici, sgravi fiscali, i veneti hanno letto questa opportunità, i veneti, non la regione Veneto, e hanno installato, e ad oggi è questo che ci consente di essere una regione che è solarizzata sui tetti in buona parte, e quindi avere un buon apporto di energia rinnovabile in una bilancia complessiva del paese, ma dal punto di vista degli impianti strategici, degli impianti di energie rinnovabili incentivati, che poi fanno i privati chiaramente, ma devono essere in qualche modo inseriti in una pianificazione, noi non abbiamo realizzato nessuna pianificazione. In Regione Veneto non c'è una pianificazione delle energie rinnovabili, né il solare né l'eolico, lasciamo perdere, insomma, ecco, perché l'unico che potremo fare sembra essere contrastato a largo di Porto Tolle, ma adesso che hanno bocciato il TAR definitivamente le estrazioni, speriamo definitivamente le estrazioni a largo del delta del Po di gas metano, che erano previste, diciamo, che questo governo in qualche modo stava agevolando, vediamo se invece si può andare sulla direzione dell'eolico, oppure il biometano, che oggi vengono proposti progetti, ad esempio quasi tutti nel territorio rodigino, creando anche una pressione sociale non indifferente
su cui nessuno mette la testa avanti per risolvere e spiegare ai cittadini cosa sta succedendo, perché è una scelta quella di far insediare in quel territorio tante aziende della stessa tipologia, e perché non c'è pianificazione. Cioè, su questo mi trovo d'accordo, non abbiamo pianificato e non c'è una politica energetica, e soprattutto non c'è una richiesta verso il governo di politiche energetiche però che siano di qualità. Mi spiego, i famosi conti energia piuttosto che gli incentivi e sgravi fiscali verranno tolti da questo governo, cioè passeremo dal 110%, senza fare polemica che forse non andava bene, va bene, ma dal 65% e 55% di incentivi per fare le energie rinnovabili nelle nostre case, passeremo al 30% forse di incentivo. Ecco, questo non mi sembra che sia una mano tesa verso i cittadini per dire vi aiutiamo in questa impresa difficile di investire le vostre risorse per fare il bene di tutti. Ecco, c'è un'assenza grave in questo da parte del governo ma anche della regione. Allora andiamo a vedere proprio lo strappo di Forza Italia per quanto riguarda il bilancio. Andiamo a vedere. Per quanto mi riguarda è un solco incolmabile. Non c'è nessuno spiraglio e è un atto gravissimo. Votare contro significa esercitare un'azione ostile nei confronti di una maggioranza. Non partecipare significa che su quel punto possiamo avere anche una visione diversa. Se sia davvero lo strappo definitivo lo dirà il tempo, forse anche a stretto giro. Di certo lo scontro tra Lega e Forza Italia in regione non ha mai assunto toni così caldi. Non che fosse una sorpresa il fatto che gli azzurri non avrebbero partecipato al voto per l'approvazione finale del bilancio, perché la guerra all'aumento dell'IRAP era già stata dichiarata. Ma quando si va al vedo le cose cambiano. La reazione del capogruppo di Lega e Liga a Palazzo Ferrofini è stata lapidaria. Non possiamo far finta di niente e quindi il vostro non partecipare al voto comunque è un allontanamento da quello che è l'alveo di questo gruppo, di questa maggioranza. Roberto Marcato aggiunge il carico da 90 nel mirino la capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini. Lei nella sua dichiarazione dice noi non abbiamo votato perché noi vogliamo dimostrare coerenza rispetto alle tasse e vicinanza alle imprese, facendo capire che la Lega e Fratelli d'Italia non sarebbero coerenti, saremmo noi il partito delle tasse e non saremmo vicini alle imprese. E questo è un attacco politico davvero sconsiderato. Ma i forzisti non ci stanno. In questi 4 anni abbiamo sempre votato a favore dei provvedimenti, l'abbiamo fatto sempre anche di recente con il DEFRE, che è il documento di programmazione, cioè quello che indica gli obiettivi di un'amministrazione regionale, perché noi condividiamo gli obiettivi e la visione che c'è della regione. Sullo specifico punto dell'aumento delle aliquote IRAP, quindi delle tasse per le aziende, noi abbiamo detto noi su questo abbiamo difficoltà a votarlo. Coerentemente con le nostre idee, ma anche col programma elettorale del 2020 che diceva nessuna nuova tassa per i veneti. Difficile però far cambiare idea al carroccio sul futuro e ora tutti si chiedono cosa accadrà da domani a Palazzo Ferrofini e soprattutto alle regionali. Siamo all'alba di una campagna elettorale che dovremmo in teoria affrontare tutti insieme. Con questa presa di posizione drammatica si è dato un colpo mortale all'alleanza di centrodestra così come l'abbiamo vista fino ad oggi. L'impressione che si ha è che Forza Italia non veda l'ora di trovare l'occasione per smarcarsi. Allora smarcati del tutto, vai con il centro-sinistra, chiudiamo la partita e noi andremo per la nostra strada. Dichiarazioni roboanti ma nulla più, secondo gli azzurri, convinti che sia in regione che per le elezioni 2025 le cose non cambieranno. Siamo di centrodestra, non abbiamo niente a che fare con la sinistra, perché il fatto che si prenda posizione su un punto qualificante come quello dell'aumento delle tasse, che tra l'altro è un principio di centrodestra, più di così, e quindi di fatto lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Comunque, per quanto mi riguarda, continueremo a dialogare, a fare la nostra parte e a seguire le nostre politiche di centrodestra. Cosa certa è che nel momento in cui governi il Paese, governi a Roma, difficilmente è impossibile che in una regione ci sia una divisione. Ecco. Allora Vallardi, come commenta queste dichiarazioni dei politici che abbiamo sentito, Lega e Forza Italia in contrasto veramente netto? Prego.
Ma non poteva che essere così, perché chiaramente da sempre avevamo detto, e lo avevo anche dimostrato, difatti Forza Italia l'ha sempre votato, di non aumentare le tasse. Quest'anno le hanno aumentate, quindi credo che nulla di diverso avrei fatto anch'io se fossi stato là, di comportarmi e uscire dall'aula così come hanno fatto i nostri consiglieri regionali di Forza Italia. Forse chi è comando ormai da 15 anni non sente più anche i bisogni della gente, no? In un momento come questo di grande difficoltà dal punto di vista economico, lavoro ce n'è sempre meno, visto anche quello che sta succedendo in Germania, l'indotto dell'automobile, quante aziende stanno chiudendo nel nostro territorio che lavoravano per l'automotive tedesca. Aumentare le tasse, io credo che se fosse stato un momento sbagliato era proprio questo, quindi lo trovo assurdo aumentare le tasse in questo momento, però credo che per le prossime regionali gli accordi chiaramente non verranno fatti qui in Veneto, ma lo sappiamo benissimo, verranno fatti a Roma. Io spero che qualcosa cambi e che arrivi un governo regionale molto più sensibile alle esigenze del territorio. Quindi credo che quello che auspico è che le prossime elezioni regionali ci sia un confronto non più sugli slogan ma sui temi, i temi quelli veri, quindi il lavoro ai giovani e soprattutto dare un nuovo sprint a questa regione, perché abbiamo perso anche il primo posto, forse siamo anche al secondo o terzo posto in quanto a efficienza dal punto di vista sanitario. Non è che la sanità vada così bene, no? Come si suol dire, per essere più concreti, quindi tanti temi li abbiamo da affrontare, quindi se ci sarà ancora un'alleanza, come auspico, un'alleanza del centrodestra, sia fatta veramente sui temi, sui bisogni della gente, sui bisogni dei nostri cittadini e non più sui semplici slogan come è stato fatto fino adesso. Valardi, come si spiega veramente che in poco tempo Forza Italia è riuscita a superare la Lega? Almeno i sondaggi danno voi dal 9 e qualcosa per cento e la Lega l'8 e qualcosa per cento. Secondo lei è stato l'effetto Tosi? Cosa è stato? Ma sicuramente l'effetto Tosi ha dato uno sprint nuovo a un partito che forse era un po' troppo stagnante, soprattutto in Veneto. Ma poi Forza Italia si sta dimostrando un partito concreto che non parla solo esplicitamente di polemiche, come sta facendo purtroppo la Lega in questo ultimo periodo, non insegue le polemiche, ed è un partito che pensa ai veri bisogni della gente, pensa soprattutto a risolvere i problemi, pensa a dare anche delle idee del futuro, perché io credo che la gente abbia bisogno di una visione futuristica. I giovani soprattutto hanno bisogno di una speranza per il futuro, perché siamo usciti da un periodo non difficile, difficilissimo, siamo usciti da 3 anni di tutta la questione della pandemia, poi sono iniziate le guerre, la gente ha bisogno di tranquillità, ha bisogno di una speranza in un futuro migliore e io credo che Forza Italia, soprattutto con il nostro segretario Tajani, dia questa impressione di sicurezza, di tranquillità. Ecco, io credo che la chiave di lettura sia questa: la gente ha bisogno di sicurezza, di tranquillità e di ottimismo. Troppe cose negative abbiamo vissuto, le guerre, la pandemia, abbiamo bisogno di un futuro migliore. Ecco, io credo che Forza Italia rappresenti questo. Abbiamo sentito Valardi, adesso sentiamo anche Lazzaro, ma prima andiamo a parlare, a sentire e a vedere questo ecosistema urbano Lega Ambiente e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere. Della quantità di rifiuti. Un rapporto tra luci e ombre per le città venete, quello di Lega Ambiente sulle performance ambientali. È Treviso la migliore in Veneto, sesta a livello nazionale per vivibilità ambientale urbana, a confermare un trend in miglioramento. A seguire Belluno al 19° posto, Venezia al 39°, Padova al 42°, Vicenza 51°, più in fondo Rovigo al 76° posto, prima di Verona, ultima tra i comuni veneti al 78° posto. Il rapporto Ecosistema Urbano 2024 ha rivisto e aggiornato il peso di alcuni indicatori, aggiungendone uno nuovo, sempre distribuiti in 6 aree
tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Città venete tra alti e bassi a seconda degli indicatori presi in considerazione. Se guardiamo alle performance di Treviso, prima tra le città venete nella classifica nazionale, vediamo che occupa la 18ª posizione per i rifiuti prodotti, seconda per raccolta differenziata, salita nel 2023 all'87,1% e ancora nona per le piste ciclabili con 27 metri ogni 100 abitanti. Il sindaco Mario Conte, intervenuto alla presentazione dei dati del rapporto, ha spiegato come si stia lavorando condividendo con altri 20 comuni politiche ambientali, urbanistiche, mobilità e infrastrutture. Tutto ciò che può concretamente migliorare le condizioni ambientali del nostro territorio, quindi non parlo più della mia città, ecco, noi lo stiamo mettendo in rete. Lo sforzo che stiamo facendo, ha spiegato ancora Conte, è di non pensare a politiche ambientali come ad una restrizione, ad una violazione, ma ad un'opportunità che viene data alle future generazioni. Investiamo sulla cultura ambientale invece che sulle sanzioni. Probabilmente le sanzioni che saremo costretti a pagare sono 4 volte superiori agli investimenti sui temi ambientali. E anche qui mi confrontavo prima col Presidente: se venissero detassati gli interventi ambientali, lascerebbero un margine del circa il 15% in più di risorse, anche vincolate sempre su questioni ambientali, da investire nel nostro territorio. Allora, Presidente Lazzaro, come commenta questo servizio e come ci saluta, perché ormai siamo in chiusura, prego. Sì, intanto mi permetto una battuta, anche se non mi appassionano le beghe interne dei partiti, ma l'ho fatto notare prima, c'è questa volontà di separare, dividere, quindi di non creare tanta democrazia nelle discussioni. Se uno esprime un'opinione anche supportata, diciamo logica, diversa dagli altri, deve andare, penso si rivolterà nella tomba il fondatore di Forza Italia, deve andare nel centro-sinistra, no? Ecco, mi sembra che non sia il modo corretto di impostare la politica nel nostro territorio. Mi permetto di dire solo questo: servirebbe un po' più di democrazia e capacità di discutere. Detto questo, sull'ecosistema urbano mi sento di dire che ci sono delle situazioni ambientali che ci danno segnali di miglioramento, proprio per parlare di positività, quindi ci sono delle cose positive da inseguire, da seguire per i nostri territori nel prossimo futuro. Il primo è quello che diceva il sindaco Mario Conte, non la mia città ma il nostro territorio, quindi lavorare insieme, perché le città del Veneto sono una conurbazione vasta, aree dove ci si muove non solo per andare nel centro del proprio comune o nei negozi del proprio comune o a lavorare nel proprio comune, ma c'è un'area più vasta. Dobbiamo essere capaci di ragionare anche sulle questioni ambientali, sapendo che l'area è vasta. Dopodiché ci sono alcuni temi su cui tutti devono lavorare. Il primo è la qualità dell'aria, che nonostante migliori lentamente non ci permette di arrivare ai primi posti, perché dobbiamo fare molti passi in avanti ancora di più, piuttosto che altre questioni come il trasporto pubblico che citavamo prima, o il verde pubblico a disposizione dei cittadini, e quindi le aree naturali che devono essere aumentate per garantirci, dal punto di vista della vivibilità ambientale, un Veneto migliore. Le posizioni non sono, avete visto, dalla sesta fino quasi all'80°, quindi significa che in realtà non ci stiamo muovendo come territorio, ma ci stiamo muovendo come singole città. Alla Regione servirebbe uno sforzo in più, alla Regione come coordinamento politico, uno sforzo in più per farci lavorare tutti nella stessa direzione. Sui rifiuti lo stiamo facendo, lo si è fatto, lo si sta continuando a fare e i risultati si vedono. Facciamolo anche negli altri settori ecologici e ambientali. Presidente. Vi saluto con un augurio di buona fine 2024, buone festività natalizie, di buon inizio 2025, augurandoci di vederci qua per parlare di cose belle e di risultati raggiunti dal punto di vista della salute, dell'ambiente e dei cittadini. Allora siamo speranzosi, chissà cosa ci riserverà il 2025, ma siamo ottimisti, diciamo così. Grazie a Luigi Lazzaro, Presidente Lega Ambiente Veneto, di essere stato con noi. Vallardi, che auguri di buon Natale vuole fare, oppure che letterina ha scritto a Babbo Natale, cosa vorrebbe per il 2025?
Ma la letterina sarebbe troppo lunga da elencare, nel senso che ci sono tantissime cose che vorremmo tutti quanti. Io, prima cosa volevo ringraziare te Mirella per questa trasmissione che aiuta sicuramente e dà speranza a tanta gente. Spero che continui anche per il futuro questa trasmissione e auguro tanta felicità, si può dire, no? Raccogliamola in breve, per un sereno Natale, un buon fine, ma soprattutto un ottimo inizio, un 2025 che possa accogliere i desideri di tutti quanti. Grazie anche a Giampaolo Vallardi, già senatore, ecco, coordinatore Savno, chi ne ha più ne metta, è sempre molto impegnato, però è riuscito a venire a fare gli auguri di Natale. Grazie, pubblicità. È suonata in tutti gli istituti scolastici vicentini la campanella che dà avvio al primo giorno di scuola e di fatto anche all'inizio dell'anno scolastico 2024-2025. Assieme alle emozioni contrastanti degli oltre 104.000 studenti che tornano tra i banchi, emergono anche i problemi non risolti, quelli ad esempio dei trasporti o quello delle mense degli istituti scolastici comunali. A Vicenza però il sindacato UGL lancia l'allarme sicurezza, in particolare per quanto riguarda le procedure previste dal testo unico, a seguito di numerose segnalazioni del personale scolastico. Mancano formazione, non c'è formazione, infatti su 130 più plessi non abbiamo neanche il RLS o chi vuole farlo. Abbiamo iniziato con le scuole dove ci hanno chiamato una per una e piano piano stiamo girando ogni scuola. Un esempio, abbiamo trovato una scuola, c'era l'infermeria porta aperta con un foglio di carta messo fuori, un organigramma inesistente, non aggiornato, addirittura si parlava addirittura che la chiusura della valvola di emergenza del gas nella centrale termica, chiunque o il personale ATA. E lì sono rimasto esterrefatto. Una situazione emergenziale però differenziata per ciascuna scuola. Sia in città che in provincia esistono situazioni limite, ma anche vere e proprie eccellenze. Le responsabilità specifiche sono a capo del dirigente d'istituto, unico referente per il provveditore. L'Istituto Tecnico Alessandro Rossi è capofila della rete Sirves per la formazione delle squadre antincendio di primo soccorso. Il tema della sicurezza è uno dei più urgenti per tutti i dirigenti scolastici. Non dimentichiamo che c'è stato un certo turnover anche per i dirigenti scolastici. L'importante è che arrivino in una scuola in cui si forma una squadra efficace con l'RSPP, che dovrebbe conoscere le specificità dell'ambiente scolastico, e anche con l'RLS, figura che sarebbe molto utile e che non sempre c'è. È un ruolo che però richiede una formazione iniziale abbastanza cospicua in termini di ore, ovviamente non retribuita, e quindi è un impegno che non tutti si sentono di assumere. Il grande turnover annuale inoltre del personale precario crea non poche difficoltà nell'identificare il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. L'invito per tutti è di collaborare. Ricordiamo che gli organismi di controllo sono essenzialmente gli SPISAL e spesso prima di arrivare a una segnalazione dello SPISAL si possono mettere in campo molte azioni correttive all'interno della scuola sulle segnalazioni dei lavoratori, anche degli studenti, nel nostro caso che abbiamo studenti grandi, ma ci si può lavorare, insomma. E adesso ci colleghiamo con Roma, dove c'è il segretario generale UGL, Unione Generale del Lavoro, Francesco Paolo Capone. Buongiorno segretario, grazie di essere qui con noi. Soprattutto com'è la situazione? Ci siamo sentiti tempo fa, ormai sta chiudendo il 2024, io continuo a sentire addetti ai lavori molto competenti che non sono ottimisti per niente, perché bisogna guardare anche la realtà, quella che è. Lei cosa ci dice, segretario? Beh, dipende da quale campo di osservazione le persone ottimisti o meno ottimisti hanno dato una valutazione. Ovviamente se la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo dà l'opportunità di fare un consuntivo e di immaginare quello, diciamo così, di fare un bilancio preventivo di quello che ci aspettiamo, ci sono come sempre luce e ombre. Se parliamo, come avete fatto, della sicurezza col servizio che avete passato e sulle attività che abbiamo svolto su Vicenza tramite il nostro segretario dell'AUTL, della struttura territoriale Martini, su questo fronte devo dire che il conteggio degli incidenti, delle vittime continuano a essere altissime. C'è un
infortunio sui luoghi di lavoro ogni minuto, ovviamente con diverse gradualità di gravità, e c'è un morto ogni 8 ore, e su questo purtroppo non c'è stato nessun miglioramento, anzi c'è un peggioramento rispetto all'anno precedente, quindi su questo il bilancio è ovviamente, devo dire, negativo. Invece sul fronte economico in generale il Paese ha, anche qui tra mille contraddizioni, tra mille difficoltà, diciamo così, segnato alcuni dati positivi. L'occupazione al 62,5%, l'inattività scende al 33%, ci sono 47.000 occupati in più a ottobre del 2024 rispetto all'ottobre del 2023. Il lavoro a tempo indeterminato è superiore a quello indeterminato, quindi c'è il PIL che cresce, dovrebbe arrivare attualmente è valutato intorno allo 0,9, dovrebbe arrivare a un punto entro fine anno. Sono tutti elementi ovviamente di un'economia che dà segnali positivi. Di contro ovviamente, perché ci sono luci in ombre, bisogna essere onesti su questo, la grave crisi del settore automotive e della produzione industriale in genere desta qualche preoccupazione. Gli interventi degli ultimi giorni sul tavolo del MIMIT, del Ministero del Made in Italy, l'ex Mise tanto per intenderci, con il ministro Urso ha dato un'indicazione su quello che riguarda il tema dell'automotive, diciamo così, una prospettiva interessante. Sembrerebbe che dal rientro, dall'uscita da Stellantis del vecchio amministratore delegato, si sia arrivati a una determinazione per la quale Stellantis conferma la volontà di rimanere in Italia a produrre autoveicoli e mezzi da lavoro, mezzi commerciali. Lo farà con un progetto che sta presentando, che porterà nell'arco del prossimo biennio a raggiungere un livello di crescita di produzione di almeno il 50%, quindi arrivare intorno alle 750.000 automobili e mezzi da lavoro in più, quindi, e arrivare forse entro il 2030 a un milione di mezzi di autovetture prodotte in Italia. Questo lo deve fare però, dobbiamo capire con quali investimenti, con il mantenimento, così è stato preannunciato, diciamo così, senza licenziamenti, e questo è un dato che potrebbe essere positivo, però lo vogliamo vedere sul campo. Insomma, non c'è dubbio che in quest'area di ombra molto incideranno le decisioni dell'Europa. La stretta della transizione energetica che è stata annunciata e messa in campo dalla precedente Commissione europea, quella per intenderci che porta entro il 2035 a non commercializzare più, a non vendere più macchine con motore endotermico, col motore a scoppio, tanto per essere chiari, va sicuramente rivista. È necessaria una transizione, ne siamo tutti convinti, è necessario non inquinare di meno, ne siamo tutti quanti convinti, ma tutto questo deve essere sostenibile, quindi dalla sostenibilità dell'ecosistema c'è la sostenibilità economica e ci deve essere anche la sostenibilità sociale. Non possiamo vivere in un paese verde, no, e pieno di disoccupati. Sì, ma non possiamo neanche vivere su un paese dove in 2 che lavorano non riescono ad arrivare a fine mese. Tanto è vero che c'è una povertà, 6 milioni di poveri, sono famiglie che anche lavorando non riescono a sopravvivere. Questo va detto perché è inutile raccontarsela. Io ho un emporio solidale, anzi stanno aumentando gli empori solidali perché le persone non ce la fanno. Capisce, segretario, che a me sta bene che lei dica che il PIL cresce, però io devo vedere anche l'altro PIL
PIL che diminuisce, che è quello di queste famiglie, oltretutto che non si riesce a collocare, le persone dai 30 ai 50 anni, perché non c'è stata formazione. E io sono molto preoccupata per i diversamente giovani che non riescono veramente a trovare anche le residenze per essere ospitati, carissime, pensione da fame, stipendi da fame, cresce il lavoro, ma se io lavorando rimango povero, a questo punto vorrei capire come funzionerà. Abbiamo Stefania da Vicenza, vai Stefania. Ciao Mirella, buongiorno all'ospite. Allora ti do ragione pienamente su quello che hai appena detto. Ti faccio un esempio. Ieri mi è arrivata la bolletta del gas di novembre. L'abbiamo confrontata con quella dell'anno scorso. 40 euro di differenza. Allora ho guardato, i consumi sono gli stessi perché noi abbiamo la tariffa fissa, no? Sono aumentate l'IVA e gli oneri di 40 euro in un mese. E non lo dicono, cioè dicono degli aumenti miseri delle pensioni di 2-3 euro che dovrebbero vergognarsi a dirlo, e non parlano degli aumenti, ce li troviamo così senza saperlo, 40 euro in un mese di aumenti, perché ho proprio fatto il confronto con la bolletta, è una cosa incredibile, cioè ce la fanno proprio sotto gli occhi e non ci rendiamo conto. Grazie veramente. Stefania, sentiamo come risponde il segretario, prego segretario. Allora ribadisco che il tema delle ombre e della sostenibilità sociale gliel'ho introdotto io, quindi ho ben presente. Chiama le ombre, segretario, chiama le ombre, io vedo nero più che un'ombra. No, mi faccia parlare. Sì, prego. Ho ben presente qual è lo stato di salute del sistema economico nazionale. Io dico che ci sono delle luci e ci sono delle ombre, perché? Perché ovvio che in 30 anni aver perso il 5% di potere d'acquisto, e questo attiene a chi ha sottoscritto i contratti, attiene alle aziende che non hanno innovato, attiene ai sindacati che sono stati troppo timidi. Bene, tutto questo l'abbiamo denunciato, ma non da oggi, perché il tema del lavoro povero, e non si risolve con il salario minimo, sia chiaro, si risolve facendo i rinnovi dei contratti con la partecipazione a una parte degli utili da parte dei lavoratori, perché è questo che rende poveri, la mancanza della possibilità per i lavoratori di partecipare alla gestione dell'impresa. Detto questo, ovviamente, scontiamo anche una instabilità geopolitica detta con termini aulici, e in realtà si tramuta in che cosa? In 2 anni e mezzo di guerra in Ucraina, che ci ha bloccato le forniture di gas dalla Russia, giustamente, con l'instabilità nel Medio Oriente, prima col conflitto israeliano contro Hamas, contro i territori occupati dove Hamas è presente, e poi con l'instabilità siriana. Cioè tutto questo ovviamente comporta un aumento dei costi dei carburanti, perché ancora ovviamente noi dipendiamo in parte da carburanti fossili, non soltanto per le automobili, ma per far funzionare le centrali elettriche, e tutto questo è un costo in più che paghiamo tutti quanti, ed è gravissimo non poter fare nulla nell'immediato. Ovviamente va pure detto che c'è una imposizione che ci vede, ci obbliga a utilizzare soltanto fonti rinnovabili, e sono fonti che noi abbiamo attivato e che in parte avevamo già in esercizio, ma che non sono sufficienti a garantire il fabbisogno del bene principale di un paese, della floribilità. Fermo un secondo segretario, perché abbiamo un'altra cittadina italiana, Nadia da Treviso. Vai Nadia. Buongiorno e ciao Mirella. Ciao. Niente, volevo chiedere al sottosegretario, quando le macchine elettriche avranno le batterie esaurite, li devono rimpiazzare. Mio figlio ha detto che per cambiare le batterie costano dai 7-8 mila euro per cambiare le batterie, perché va da quella macchina. Ci è già costata tanto per comprarla,
perché sono prezzi che un operaio non ce la fa a comprarsi la macchina elettrica. E dopo per sostituirle, e dove vanno smaltite? Dopo, come i pannelli fotovoltaici avranno una vita, dopo dove andranno smaltiti? E ce ne veniamo a capo di queste spese che abbiamo. Penso di no, che noi non rientriamo mai queste spese. Grazie, arrivederci e buona giornata e tanti auguri. Grazie anche a te Nadia, ti risponde il segretario generale UGL, Unione Generale del Lavoro, Francesco Paolo Capone. A lei la risposta, segretario. Tanto segretario e non sottosegretario. Infatti l'ho evidenziato. Faccio un'altra attività, svolgo un'altra attività. No, detto questo ha ragione, c'è un problema. E lo dicevo prima, c'è un problema in questa transizione energetica che è diventata una transizione di carattere ideologico, per cui si deve fare quello che l'ideologia green ha stabilito. Non siamo ancora pronti a, l'ha detto benissimo con una chiarezza unica, primo, dove smaltiamo le batterie che andranno in esaurimento e i pannelli fotovoltaici? Ancora non c'è, non abbiamo ancora un piano preciso e non si sa come e quando e quanto costerà smaltirle. C'è un tema della dipendenza da tecnologie estere, tendenzialmente e principalmente tecnologia cinese, per quello che comporta anche la costruzione, perché ce le costruissimo almeno in casa avremmo un vantaggio diretto nel controllo della produzione e anche nel controllo dei prezzi di produzione. Invece dipenderemo interamente da chi ha accesso alle terre rare e sono i cinesi, eppure questo è un errore. Noi dobbiamo raggiungere una transizione, perché è ovvio che è evidente che c'è una necessità di avere un mondo più pulito e ci mancherebbe, ma ci dobbiamo arrivare tenendo conto dell'ecosostenibilità in termini ecologici, ma della sostenibilità in termini economici e della sostenibilità in termini sociali. Quindi chiediamo e spero che questa Commissione europea, che è quella che decide sui destini di tutti quanti noi in Europa, prenda la situazione in mano e cambi rotta e allunghi i tempi, per esempio, se proprio dobbiamo, di elettrico dobbiamo vivere nel prossimo futuro, ma con tempi più lunghi siamo in grado di adeguare le nostre tecnologie. Abbiamo Piero da Treviso, poi continuiamo, segretario, se non mi cade la linea. Vai Piero. Buongiorno, ciao Mirella. Buongiorno. Mirella Tessastica, avevo già parlato in passato che il mio hobby è quello da pensionato di controllare gratuitamente le bollette della gente, gratis, sempre fatto gratis e lo sto facendo anche. Ho in mano la bolletta di un signore che mi ha portato, che ne ha un quintale qua da verificare, e al di là della transazione green, eccetera, rinnovabili, non rinnovabili, questa persona qua dal 19 di settembre di quest'anno al 20 di novembre l'energia elettrica in bolletta che si è aumentata senza che aver nessun avviso del 18%. Basta? Sì, voglio dire, ma non è ora di finirla. Adesso noi che scrivemo senz'altro che mandiamo una mail a questa azienda qua, però l'azienda non risponderà. È ora di finirla, questo è un furto vero e proprio. Grazie Piero, molto chiaro. Andiamo a vedere anche questi operai che hanno bloccato la Romea e siamo a fine anno, andiamo a sentire, pensate che è Natale, andiamo a vedere e a sentire. Sono 3 giorni che veniamo presi letteralmente in giro con delle promesse che poi non sono state e oggi abbiamo deciso di bloccare la città, è stato proprio un intento bloccare la città, perché comunque solo con la lotta si portano dei risultati, senza lotta
nessuno ci regala niente. Al terzo giorno di sciopero i 250 lavoratori della SOMI, impresa appaltatrice della centrale termoelettrica Andrea Palladio di Enel a Fusina, si sono posizionati sulla strada attorno alla centrale, bloccando il traffico sulla statale tra Marghera e la rotonda Romea. La protesta ha causato disagi significativi, con automobilisti che hanno segnalato traffico paralizzato e code in direzione Ravenna, via Fratelli Bandiera, sull'asse Spinea-Miranese e lungo la riviera del Brenta e la Camionabile. I lavoratori protestano per il mancato pagamento degli stipendi di novembre. Adesso stiamo aspettando un incontro perché l'Enel e la commessa. Poi c'è una rete temporanea di imprese che hanno un contratto legale. Se una impresa di quella salta, devono prendersi carico loro, ma loro dicono che non sono una banca. L'Enel non fa beneficenza e chi paga sono i lavoratori. Noi adesso stiamo dando un po' di disponibilità, ma se per oggi non abbiamo delle risposte, noi da oggi blocchiamo finché all'oltranza, finché non si trova una disponibilità, perché i lavoratori hanno il diritto di essere pagati. Enel ha dichiarato di aver regolarmente retribuito le imprese appaltatrici, ma la SOMI lamenta il mancato pagamento di una fattura, creando una situazione di stallo. I lavoratori, esasperati e lontani da casa, rischiano di non vedere neppure la 13ª e chiedono urgentemente il pagamento degli stipendi dovuti. Abbiamo Giulia da Vicenza, abbiamo Giulia da Venezia e poi sentiamo anche il segretario generale. Prego Giulia. Sì, ciao Mirella, buongiorno a tutti e al segretario che hai là. Allora Mirella, ho visto anche il servizio qua adesso dei lavoratori là in strada che non sono pagati e neanche la televisione. Allora volevo dire al signor segretario che non abbiamo mica voluta noi la guerra, non dobbiamo rispondere noi per la guerra, che la paghino quelli che l'hanno voluta, perché quest'ultima guerra qua la potevano fermare quando volevano, siccome faceva comodo a tanti, perché non era dall'ultimo minuto qua quando è cominciata nel 2014 e non hanno mai detto niente, però qualcosa si sapeva. E allora voglio dire, è ora di finirla, perché se adesso stanziano ancora soldi per le guerre, giuro che vado anch'io a protestare per le strade, sebbene che sono diventata vecchia. È ora proprio di finirla, perché noi non dobbiamo patire la guerra che hanno voluto, perché l'Europa proprio doveva fermarla. Quando ho visto che portavano i carri armati, potevano subito fermarla e andare al trattato. E non hanno voluto, perché ci sono quelli che fanno miliardi e miliardi con le guerre e poi subiscono noi cittadini. Adesso ho appena preparato 3 bollette che mia figlia dopo viene a prenderle per pagare. È vero, aumenta sempre tutto di più, l'energia, l'acqua, il gas, tutto. Grazie Mirella, cara Giulia, grazie. Tanti auguri e poi li faremo più grazie tardi. Cara Giulia, un abbraccio grande. Allora rispondiamo, segretario, sia a Piero da Treviso, che ha parlato anche lui di bollette, di questi aumenti che non sono veramente corretti, e anche alla nostra Giulia. Prego segretario Capone. Se ci sono aumenti non previsti dal contratto, se ci sono truffe ai danni dei consumatori, la cosa che va fatta, controllata, è l'opera meritoria dell'ascoltatore che ha telefonato prima, che controlla gratuitamente le bollette per i cittadini che glielo chiedono, dà un supporto a questi cittadini. Poi implica una seconda fase, perché una volta verificato che c'è qualcosa che non va, io, se avessi la mia bolletta, come è capitato in passato, aumentata in maniera non giustificata, non chiara e non legale, direi, mi sono rivolto a un'associazione consumatori che si è occupata di fare tutte le verifiche effettive, migliori di quelle che posso fare io soltanto così nell'osservazione della bolletta, e poi le abbiamo contestate e poi abbiamo recuperato anche la posizione, le cose pagate in più,
e abbiamo rimesso in ordine il contratto. Questo è quello che si fa normalmente quando c'è qualcosa. Non sempre però, segretario, perché anch'io ho avuto le associazioni di consumatori e non sono riusciti a risolvere il problema, nonostante l'evidenza del fatto, no? Perché bisogna anche dirlo che non è sempre così. Prego, segretario. Io ci ho provato è andata bene a lei, fortunato. È andata bene. Ci sta qualcuno che è bravo, qualche associazione di consumatori che è brava a fare queste cose, evidentemente qualcun altro no, ma ci sono due motivi di aumento. Una è quella legale, che è prevista dai decreti ministeriali, da tutto quello che compete, diciamo così, al controllo statale, e peraltro c'è il libero mercato, per cui se c'è qualcosa che va oltre il consentito si cambia pure operatore nell'arco di un nanosecondo, ci vuole un secondo. Ma al netto di questo non è che tutto dipende da atteggiamenti truffaldini, chiamiamoli così. In parte sì, perché in parte spesso ci troviamo a rispondere anche a telefonate dove ci convincono che ci stanno dando un prodotto migliore di quello che avevamo. Insomma, c'è un mondo che si muove, ma l'unica tutela che si può avere è quella di affidarsi a una associazione di consumatori brava, di quelle ce ne sono in Italia, ce ne stanno diffuse in tutti quanti. Che io personalmente, no, perché segretario, devo dire anche le cose come stanno, non sono nell'ultima della classe e neanche che non so dove appoggiarmi. La mia bolletta, nonostante ci sia queste letture che non sono chiare, non sono riusciti a risolverla. Il problema è che perché capisce che io non devo essere il segretario dell'UGL per essere fortunato, io dovrei avere di diritto quello che è la trasparenza e la correttezza. Non esiste. Presidente, segretario, inutile che ce la giriamo perché funziona così. Io ho tutte le associazioni di consumatori, le invito anche loro. Purtroppo non vengono ascoltati, non ricevono risposte. Questo è quello che succede. Se poi c'è qualcuno che riesce ad avere giustizia, però non è corretto di fronte a tutti quelli che non hanno giustizia, perché funziona così. Il mercato libero è un caos e non è così facile anche passare da una parte e dall'altra semplicemente. Questo è quello che si dice. Detto questo, rispondiamo anche alla nostra Giulia: le guerre a cosa porteranno? E se non cesseranno non ce ne sarà per nessuno, perché miliardi e miliardi di soldi che potrebbero essere investiti nel territorio. Prego. Sono assolutamente d'accordo, soltanto che ci stanno, non l'ho dichiarato io e non l'ha dichiarata lei la guerra, no. Quindi l'auspicio di tutti noi, e andiamo alla prima domanda che mi ha fatto per il nuovo anno, è che questi conflitti vengano risolti il più presto possibile. Ma se non riusciamo, come lei mi dice, a risolvere il problema di una bolletta, immagini quanto potere abbiamo per poter risolvere i problemi geopolitici del mondo che viaggia su dinamiche che non riguardano i cittadini. Le ricordo, io non faccio il ministro o il sottosegretario come diceva, e anche loro non so quanto sono in grado di intervenire su queste cose. Io faccio il segretario di un sindacato di lavoratori e i problemi che sono stati evidenziati li viviamo tutti i giorni, perché facciamo questo, cioè ascoltiamo le persone e cerchiamo le soluzioni. Allora andiamo a vedere anche questo appello dei truffati dalle banche venete e poi commentiamo. Andiamo a sentire. I risparmiatori che sono stati comunque derubati dei propri risparmi, dove lo Stato doveva risponderne, adesso sta mettendo in dubbio i famosi 240 milioni del FIR che dovevano essere assegnati, mentre il ministro Giorgetti non comunque molto tempo fa ha detto che verranno assegnati ai fondi dell'automotive e così saranno perduti. Questo è l'allarme che lanciano le associazioni di risparmiatori sul FIR, il fondo indennizzo risparmiatori creato per tutelare i truffati dei crack delle banche venete. Non solo questo però, perché mancano all'appello anche i fondi provenienti dalla liquidazione dei beni di Veneto Banca. Ci sono oltre 50 milioni di euro di un asset di Veneto Banca che è stato comunque assegnato tramite un'asta a Milano alla Pegaso SPA, unica partecipante all'asta, però due anni fa non sono ancora stati riscossi questi fondi e distribuiti ai danneggiati.
I 240 milioni trovati anche grazie alle associazioni in difesa dei consumatori dai conti correnti dormienti devono andare a ristorare i truffati. Sono dei soldi che i risparmiatori avanzano, come avanzano quel miliardo che è stato portato via nel 2019, come avanzano altri soldi, perché la situazione delle ex banche non ha insegnato niente. L'appello è alla politica che vigili. Che si diano una mossa, che si preoccupino dei loro veneti, di noi veneti. A gennaio partirà una nuova commissione parlamentare a cui parteciperanno anche le associazioni dei truffati. Noi saremo assieme ad altre associazioni lì per dire le nostre proposte, però in maniera proattiva. Noi vi troviamo i soldi che voi non ci dovete dopo portare via, perché se no sta storia non finisce, perché se vi troviamo i soldi che non sapete di avere INPS, Enel, INAIL, non sapete di averli, bene, quei soldi li date a chi il sistema assicurativo e bancario li ha portati via. Allora, come commenta, segretario, questo servizio? Prego. E purtroppo questo non è l'unico caso. Da Montepaschi in poi sono stati tantissimi i casi di banche che hanno messo in difficoltà i risparmiatori, che hanno truffato i risparmiatori. Non dimentichiamo che sul sistema bancario però quella politica a cui si richiamava anche nel servizio il controllo e la verifica oggi è quella che ha alimentato per anni, decenni la politica, perché quelle banche agivano sui territori per conto della politica territoriale. Non è diverso da questo, perché tutte le banche che sono capitate, diciamo, che hanno avuto difficoltà, sono state banche che hanno agito quasi esclusivamente sui territori. Allora il controllo non c'è stato ab origine e questo è un gravissimo danno che va denunciato. E atteso che con la denuncia delle responsabilità, ahimè, oggi ci si fa poco e niente, fanno bene le associazioni di consumatori anche qui a dialogare con il governo, a chiedere anche in maniera importante al governo di rispondere delle quote almeno o di quei soldi che riescono a recuperare dalle attività delle banche, cioè quindi dalle proprietà, perché assolutamente vanno rimborsati. I risparmiatori sono, come dire, l'asse portante del nostro paese. Noi siamo il paese con il tasso di risparmio pro capite più alto del mondo, e sapere che quando uno mette una lira a risparmio rischia di perderla e sono frutti del lavoro, del sacrificio, del sudore, questa cosa non è tollerabile. Quindi massima solidarietà e assolutamente d'accordo nello spingere come stanno facendo e nel protestare come stanno facendo. Segretario, come ci saluta? Ormai siamo in chiusura, che auguri di bontà le vuole fare? Prego. Ma gli auguri sono quelli che i grandi conflitti che in questo momento accendono il Medio Oriente e parte dei confini dell'Europa, i confini orientali dell'Europa, si risolvano con il buonsenso che tutte le nazioni dovrebbero mettere in campo, perché è un momento particolarmente difficile. Non voglio fare previsioni ovviamente negative, ma la situazione può degenerare e questo sarebbe veramente un grave danno per tutto il pianeta. Quindi l'auspicio è che la buona volontà, la determinazione a cercare soluzioni immediate, politiche, possa far terminare il conflitto ucraino-russo, possa far terminare il conflitto Israele-Hamas, possa far terminare il conflitto nel territorio della Siria. Io la ringrazio veramente, segretario, speriamo bene, perché come ha visto ci sono questi lavoratori che anche quest'anno, e non sono solo quelli che abbiamo visto, ma ce ne sono parecchi, sta aumentando la cassa integrazione, questo non fa ben sperare, perché veramente ormai hanno lasciato questo paese, soprattutto hanno svenduto il paese molto alle multinazionali, i quali hanno preso la polpa delle nostre meravigliose attività che avevamo e ci hanno lasciato le carcasse, e con le carcasse non vai più da nessuna parte. Ha iniziato Prodi svendendo l'IRI, esatto.
capisce bene che bisogna parlare anche di questo. Il Presidente del Consiglio che era Presidente dell'Iri prima. Ecco, perché veramente io non so, lei ha detto forse qualcuno doveva essere più illuminato, doveva pianificare di più, doveva prevenire di più, perché la formazione non si fa, la formazione non si fa in un mese, in 2 mesi. Il cambio in parità, la lira in parità con il marco tedesco, e invece a 1-2 quando abbiamo cambiato il marco tedesco è rimasto in parità con l'euro, e noi invece siamo andati a valenza metà. Appunto che qualcuno doveva intervenire e non l'ha fatto. Possiamo parlare di questo. Io la ringrazio veramente, grazie segretario di essere stato con noi. Salutiamo Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, Unione Generale del Lavoro, collegato con noi da Roma, e adesso noi andiamo a pranzo con la ricetta di Mirella, anzi la proposta di Mirella. Pasta con ricotta salata. Cacio ricotta è il nome di un formaggio fatto generalmente con latte misto di capra e di pecora, il cui nome deriva dal tipo di coagulazione in parte dovuta al caglio che agisce sulla caseina e in parte al riscaldamento che fa inglobare nella cagliata anche l'albumina. Tra i vari caci ricotta, 2 sono quelli più famosi e tradizionali: il cacio ricotta lucano e il cacio ricotta pugliese. Ingredienti per 4 persone: 320 g di penne rigate, 200 g di ricotta salata o cacio ricotta, 2 cipolle, 2 decilitri di panna, un ciuffo di prezzemolo spezzettato con le mani, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tagliate le cipolle a fettine. Sminuzzate la ricotta. Fate soffriggere in una padella con 3 cucchiai di olio le fettine di cipolla fino a quando non saranno dorate. Aggiungete la ricotta e la panna. Salate e pepate. Aggiungete qualche cucchiaio di acqua se necessario. Amalgamate bene il composto mentre lo scaldate a fuoco lento. Fate cuocere le penne in una pentola con abbondante acqua salata che avrete portato a ebollizione. Scolate la pasta al dente, versatela nella padella con la ricotta e le cipolle e mescolate bene. Aggiungete il prezzemolo tritato, servite e buon appetito!